E vai di diretta. Vediamo se viene qualcuno, bah. Sono proprio curioso. Già 4 persone, già 4 pazzi, signori. Esistono pazzi, signori. Adesso vediamo se la chat mi dà qualcosa in diretta, se no sono andare sempre dal... non me la aggiorna però. Non me la... 16 persone, fino che credo. No, non so perché ho attivato la chat direttamente in gioco, ma non me la dà sto stronzo. Adesso vi saluto, raga. 24, ciao, ciao. Ok. Ora usciamo da sta merda. Che non me la dà. Ero convinto, cavoli. Vabbè, tanto entriamo sul tablet. Forse non l'ho attivato. Allora, live, dove sei? Eccola qua. Andiamo a salutare un po' qua i cumendiani pazzi. Ehi là, allora, ciao. Aspetta. Ciao Elidon, ciao Filippo, ciao Lore, ciao Nick, ciao Lorenzo, ciao Mattia, ciao Padre Cafi, Filippo Martinovic, Dark, Luca Zonca, Alexandro, Mr. Magic, Leo Cusa, Giovanni, Dark, Bo, Michelotto, Filippo, Matteo Benetton, Alessandro Giovanni, Alessio Picella, Mauro, Matteo Marsoni, Dark Page, Debo, Gigi Palla, me li godo un po' tutti. Z Live, Fabio Crespi, Mauro Machi, ok. Adesso sta arrivando qua i bagagli. Stiamo caricando passeggeri e valigie. Siamo all'aeroporto di Monaco di Baviera, destinazione Valencia. Ok, Costantunello, grazie vecchio mio. Ciao Vincenzo Pagliuca. Cioè, siamo in 32. E no, io non capisco perché. Scusate un attimo, ragazzi. Ah, ragazzi, visto che su Flash Simulator si può crashare, se capita magari che crasha, posso ritornare nella diretta, non è finita, siamo arrivati dei casini da bevare. Allora. Però non me la dà. Vediamo. Sto provando una cosa, Tex. Stile. Niente, forse... non me la dà proprio. Ah no, ok. No, non vado a avere l'aggiornamento. Pazienza, ciao. Ok. Ciao Samuele Conforti. Ciao Luke Bortot. No, non me l'aspettavo. Non mi aspettavo da sta gente. Vabbè. Ora qua stiamo caricando. Molto bene. Dopo arriva anche il bode, ragazzi. Sapete che il bode è sempre per fare i doveri coniugali. Ok, allora. Prendiamo un po' con la torre di controllo. Ciao Simone De Marchi. Sì, domani porto PES. Il bode tromba. Ciao Debo 7. Ok, aspetta che chiudiamo le porte un attimo. Facciamo così prima. Allora, boh, ora, caricato. Allora. Ok. Vediamo se ho caricato il tutto. Vediamo se ho chiuso tutto. Allora, ok. E ok, tutto chiuso, perfetto. Molto bene.
No, beh, Fiori non puoi, purtroppo eri professionale, anche Aero ce l'ho, SoftX, ma non lo posso fare così in diretta, è una roba lunga, sparo troppe cavolate. Siamo tutti in viaggio, Fiori. Sì, siamo alle conforti, tutti qua. Allora, mantieni 14.000, lasciamo già. Accettiamo già i 14.000. Ok. Speriamo di non morire, ragazzi. Speriamo bene. Siamo in 38. Ok. Luke Bortotta, quella era bella, sì. Ok. Allora, aspetta un attimo. Perfetto. Allora, vediamo un attimo. Allora, devo andare per di qua. Poi girare a sinistra. Perfetto. Allora, facciamo le cose un po' fatte bene. Chiaramente non sono le... vabbè, sinceramente... Ah, giù. Scusa, perché mi dà il motore il motore deve stare spento. Oh. Push cats, vai. Vai di push cats. Allora, sempre con loro. Sinistra, teoricamente. Ok. Ciao Portino, ciao. Dai, che anche Yuri, c'è anche Yuri che vuole viaggiare con noi. Corfu Palermo su grandi, grandi. Vai di pushback. Allora, ci siamo? Il bod arriva tra poco, ragazzi, è con i suoi doveri coniugali. Lo sapete che il bod è un po' così. Locking gear. Tanto sì, mettiamo anche la velocità per dopo. Speriamo di non fare l'incidentone perché non ho voglia di ammazzare 300 persone. Eccolo qua, l'uomo più sexy del mondo, ragazzi, eccolo qua. Allora, ok. Sentiamo il motore. No, exit open, amore. Ok, vediamo se tutto sia giusto. Ciao Sdevsdav. Ciao Andrea Canistra. Tutti a bordo con il cume. Vediamo se tutto chiuso. Ok. Ok. Departure check completed. Live has been inserted. Release parking brake. Vai. Commencing push. All engines clear. Start. Ciao Mattia Barbieri. Motorsport Sport Manager, penso nei prossimi giorni, ragazzi. Sentite un po' il rumore del gioco? No, siamo quasi in 50. Vabbè, no, don't not parole, veramente. Ciao Davide Luzzi. Chiaramente ci saranno molte licenze poetiche, cioè non vado a rispettare tutte le varie normative perché sennò ciao. Ciao Karambir Singh. Oh raga, ho provato comunque con sto programma a mettere i banner per il discorso se qualcuno fa una donazione o qualcosa, però da questo game, tra questi split non va. Forse devo scaricare OBS o l'altro, XSplit, quello diciamo dove puoi mettere i link, quindi non lo posso vedere tramite video ma lo vedo tramite il sito, ecco. Non ce l'ho fatta sta cosa qua. Anch'io a bordo, ciao Andrea Follin. Buon, si sente, grandi. Sì, veramente Mattia Barbieri, grandissimi, grandissimi. Guarda che bello. Siamo con l'aeroporto di Monaco X e c'è anche Valencia X, chiaramente. Grande tablet. Ciao Mark02.
Ciao RX Chaos. Ok. Ciao Riccardo Verdi. Set parking brakes. Un attimo che ragazzi ogni tanto devo salvare, assolutamente, perché qua lo sapete che può crashare. Ok. Ciao Andrea Termino. Si va a Valencia ragazzi, si va a Valencia. Ciao a iPro Gamer. Ciao Stefano. Guarda che bello quest'uomo. Tanto me lo godo. Perché forse devi settare bene il discorso della radio, quella bella con l'LS. Partiamo da... Tow truck disconnected. da Monaco. Da Monaco mi sa, sì, da Monaco. Ciao Dark. Aspetta un attimo. Ma che cazzo, scusate ragazzi, chiedo scusa. Left is clear. Right is clear. Basta, adesso ho fatto questa cosa qua, però dopo mi dà fastidio perché non l'ho settato correttamente ragazzi. Ma eccolo qua ragazzi, sono 749 miglia. Ok. Quanto dura il volo? 1 ora e 40 circa. Ciao Matteo Bellinzona. Nessuna in partenza però, eh? Ciao Luca, Luigi, Carlo, Balbuzzi. Oh, sei davvero Andrea Termini, bene, mi fa piacere. Mi fa molto piacere. Anche a me piacciono, sì, però purtroppo non sono un pro questo gioco, lo sapete, mi rilassa però questo gioco qua. Questo simulatore, anzi. 6200 with Lima, ready to taxi IFR. 6200, taxi 2 and hold short of runway 26 right via taxiway Oscar 1 Charlie 1 November 1 November Alpha 1 Orb. Contact tower on 120. Oh, cerchiamo di fare le cose nella maniera più precisa possibile. 62 ragazzi, oddio. Runway 26 right, using taxiway Oscar 1 Charlie 1 November 1 November Alpha 1 Orb 6200. Ok. Avverto già che non sarà un volo da professionista, però ci rilassiamo, così posso anche rispondere bene, parlare bene una volta che siamo in volo. Siamo con la cloche della site, X52. Ciao Salvatore Ferrara, sono un attimo in push cats, quindi cioè in push cats, in rullaggio, quindi ho un po' paura di far cappelle. Ciao ciao Salvatore Ferrara. Sì, il Napoli ha vinto solo 7-1, cazzo. Come rock and roll. Ok. Mi ricordo che siamo col meteo reale. Grazie Luca Luigi, Pro Cycling tornerà con la diventa un figo, eh. Ok, quanto qua è arrivato qualcuno. Ok ragazzi. Bene.
Si vede bene comunque? Vi aggrada la grafica? Tutto rego? Ho bisogno del vostro parere, lo sapete ragazzi, perché senza i cumendiani io non so stare. Manca Polema, Polema forse è mignotte Polema, però, Tu. Ciao Alfred, Second Channel. Ciao Samuele con tutto regolare, tutto ok. Boh, perfetto. Ai ai ai. C'è poco traffico per fortuna. Adesso dobbiamo fare i numeri. Abbiamo un po' di sgommate cumendiane perché tanto insomma come lo sapete che ha le licenze poetiche. Ciao Daniele Lanci. Il cume taglia tutto, fioi. 6200, hold position. Caution other traffic. 6200. Ok. Ciao Loris Rossi. Roger, 6200. E l'audio è buono? Cioè l'audio va bene anche diciamo dall'abitacolo? Ciao Just Power J. Fai fucsia con l'aereo. Audio perfetto, perfetto. Ciao Marco Maritti. Va tutto bene, mio modesto padre. Guarda che siete veramente pazzi, però. Lo siete un po' pazzi. Ok. Ma dove cazzo? Scusate un attimo, ma... Ma scusa un attimo, ma lui mi fa... Ah, ok, perfetto, di là. Boh, no, perché non capivo, tu mi andava fin di là, quindi là la pista, perfetto. Possiamo toglierlo. Ciao mister Mount Ronaldo. Ok. Munich Tower 108, ready to go. Runway 26 left. Ciao Andrea Ciravigna. No, no, ma se volete vedere come ci sono anche i video, quelli con la pesca, quelli in bicicletta. Io con la webcam purtroppo non riesco a essere me stesso, nel senso non sono tranquillo. Ok, perfetto. Bella, ecco, siamo a Monaco, ragazzi. Munich, Valencia. Perché il multiplayer è un casino. Con Tori in realtà c'è un road to Tori, ma ve lo spiegherò. Ok, io ho l'autorizzazione. Ma non è vero. Grande Andrea. Le donazioni le vedo tramite il sito, quindi non riesco ad attivare le banner perché devo cambiare, devo usare OBS probabilmente. Perché infatti volevo mettere il banner con Road to Tori, mettere 1 milione di euro e vedere se entro il 31 dicembre 2017 riusciamo a prendere 1 milione di euro per andare da Tori tutti insieme. Con l'aereo andiamo tutti quanti a Seattle. Ok, centriamoci un attimo. Perfetto. Ciao Perossa.
Salviamo perché bisogna farlo con fly. Ok. Uso la cloche, uso la Cytec 52. Rock and roll, signori. Speriamo di non dimenticare niente. Il Road to Torif. Ce la dobbiamo fare tutti insieme. Dobbiamo andare da lei a Seattle. Quindi, come ha fatto ieri Bellini, insomma, avvertitemi se qualcuno è così pazzo da mettere 50 centesimi, €1. Avvertitemi in chat. Rock and roll finale, signori, andiamo per conquistare il mondo. Adesso sono teso perché anche il decollo fino in diretta, non devo sbagliare un cazzo. Io direi che possiamo andare, stiamo un po' larghi. Partenza comendiana. Ok. Ok. Perfetto. Perfetto. Sì, cazzo. Non ho... Ok, 2.25. Scusate ragazzi che è il momento di panico. Andiamo di qua. Perfetto. Vai che siamo a Monaco. Ok. Dove siamo arrivati? Arriva il body, ci bagniamo. Io e Laura abbiamo pagato la nostra parte. Ok. Scusate per l'overspeed, ho dimenticato. Ok. Perché non mi scende? Ok, perfetto. Vai. Vedi, quello te la dimentichi sempre. Reggio Valencia, sì. Eccoci qua. Lasciamo l'aeroporto. Direzione Valencia. Guarda quanta neve, fa scenario abbastanza innevato. Ok. Fra un po' si bode, sì. Siamo partiti, raga, siamo partiti. Bode sta trombando il Bode, purtroppo. Tra poco arriva. Sì, era in overspeed perché mi sono dimenticato di schiacciare lo speed là del pilota automatico. Però scusate un attimo. No, Pirchio, non è noioso questo gioco. Questo è il gioco, degame. Ok, qualcuno può essere un po' di... Traffico ce n'è, abbastanza. Siamo partiti... Sono le 2:40, sono. Sì, siamo col meteo reale comunque, ragazzi. Allora, un attimo. Ecco, mettiamo anche questo. Ecco Poleiman, signori. Ecco il buon Paul, ragazzi. Ciao Nabil Safa. Quanto durerà la live? Tanto arriviamo a Valencia, poi decidiamo. Comunque almeno abbiamo 2 ore e 48. Però qua devo un attimo andare perché sennò non vedo la strumentazione. Ok. Oddio Paul, non ti ho visto allora. Non voglio parlare di Milan, ragazzi, perché secondo me prendiamo le bombe, ho paura. Adesso come fra un po' pompiamo anche di più in velocità.
Ok. Back approach 108 is climbing through 9,400 for 14,000. 108 that's back approach. Roger. Altimeter 2992. Ok. 120.65 for 43. Scusa, perché mi dà che siamo qua? No, cazzo, non l'ho settato forse. Porca miseria. Ma però è strano, cazzo. Molto strana sta roba. Molto strana. Perché mi dà leak? 108 Non l'ho settato, serve un cazzo. Ca miseria. Niente. Sono dimenticato. Ok, possiamo alzare la velocità. Ok. going to 120. E ammiriamoci il paesaggio innevato della Germania. Guarda che roba, raga. Fly Simulator, il resto è noia. E la mia Sicilia è ovunque. Come precipita. Ecco. Devo andare a Seattle almeno nel gioco, avete ragione, ragazzi. Siamo con il 737 della Ruyan Uir. In inglese puro. Ma il Bode, dov'è il Bode? Aspetta, mandiamo un messaggio vocale al Bode. Porco, dove sei? Porco, dove sei? Noi siamo già partiti da Monaco, vecchio. Devo andare a Valencia, quindi muoviti perché ci aspettano le valenziane. Ok. Se fermo l'incidente morimo tutti qua, altro che il conducente. PES domani, ragazzi. Beh sì, diciamo che tutto lo scenario, insomma, ho scaricato non so quanta roba, da quanto ho speso sto gioco. PES domani, vecchio. Giovanni è maturo. Fai sex. Salvataggio. Ok. 6034, turn right, heading 315, proceed on course. Climb and maintain. Turn right heading 222 on course. Dai, muoviti. Flight level 322. Anche da domani penso dopo le partite, penso alle 5. Jordanian 34. Ce l'ho Orbux, tutto ciò di Orbux. 124.4. Unit center 108 with you 14,000. 108. Unit center, roger. Altimeter 2992863. You're 200 below your assigned altitude. Turn right heading 330. Proceed on course. Climb and maintain flight Fai sesso in aereo, magari. 701. You're 0 below your assigned altitude. Turn left heading Dai, che mi devi dare. Proceed on course. Climb and maintain flight level Adesso il bode mi ha scritto. 3110. You're 100 below your assigned altitude. Turn left heading Ho bisogno delle tue live. Bergamo, Lampedusa. Beh, Lampedusa. Ma io qua devo andare su. Sì, guarda che traffico che c'è. È pieno qua. Me le sparo a dosi, grazie vecchio, grazie, molto gentile. No, la quota crociera è 22.000, ma non mi danno... Ma, porco due, ma... Oh, finalmente. Finalmente. Ok. Sì, adesso lo facciamo vedere. Menti Ultrasoft. Grande Agostino Lupo, grande lupo. Climb and maintain flight level 220 108.
Guarda, c'è il fiume ghiacciato, cazzo. Turn left heading 045. Air France 2322. Urla alla torre di non scassare il cazzo, Fiumi ghiacciati. E stiamo salendo alla quota di crociera 220. Vediamo il bode. Air France Hill 322. Descend and maintain 7000. Descend and maintain 7000. Air France. Olle, Valencia, vabbè, tra poco arrivo. Olle, Valencia, vabbè, tra poco arrivo. Ecco il porco. Contact Vienna Center on 124.4. Ciao Davide Cremaschi. 124.44366. Vale in 52, proprio non me l'aspettavo, anche perché non ho avvisato un cazzo di nessuno nell'ultima ora, ma siete veramente dei fighi, cazzo. Air France Hill 322. Guarda che siamo in 55, porco. Turn right Stavo... 070. il telefono mio scarico, però che palle. Ciao Bellini. Oh, Marco Bellini. Grande Bellini. 5838. Adesso che c'ho un vuoto con i nomi, ma Bellini, che ho ricevuto i 3 euro, vecchio mio, ti ringrazio, era veramente sei un pazzo depravato, veramente. Grazie ancora, vecchio mio, anche il messaggino che mi hai scritto. Veramente un idolo della Sud. E quindi tu comunque sei il primo, hai l'esclusiva per Seattle sull'aereo per il Cume. Ciao Idado. Puoi fare il road to Cume, certo, solo che io non valgo 1 milione di euro, però. Che cazzone. Ciao Cume, l'unico vero bomber. Ciao Ninja Dark. Grande Pigno. No, se ne va di 100. No, non è vero. Vai a sbattere sul cervino. Adesso ci godiamo le montagne adesso, raga. Air France 1. Ma basta. Contact Select Center on 126.225. Dirette sul volo. Non ve lo posso dire, ragazzi. Sono geloso della mia diretta. 5938. 5838. Descend and maintain 5000. Allora 10. Sì, 10 euro. Il Cume vale 10 euro. 3 miles at flight level 330. 3303. Reports in sight. Cume is glorious. 63 has Boeing 737 in sight. Luxair 824. Ricordo sempre, ragazzi, che se crasha e vedete la foto di XSplit, non sono uscito, semplicemente devo rientrare, quindi ti dà quella foto, ma la live continua, perché su Fly può capitare insomma un vaneggio. Quindi vi ricordo, se vedete la foto XSplit, sto arrivando, è il tempo di ricollegarmi sul gioco. Sì, Pigno. Eccoci qua, raga, montagne pure. Guardate che grafica, raga, cioè. Turn right heading 280. Resume on navigation. Climb and maintain flight level 350. Air France 159. Ok. Punto di vista di passeggeri. Ah, ok, va bene, ringrazio ancora tuo cugino, che è veramente stato pazzo, squilibrato, ma gentilissimo. 126.225 for Air France 15901. Il road to Torify, lo pretendo, cazzo. 385. You request 0. Cosa ne pensi del Napoli? Beh, una partita abbastanza buona. 5. Descend and maintain flight level 320. Expect vectors ILS. Runway 26. 5, 821. Salviamo, devo salvare perché meno problemi ci sono, meglio è. Heading 045. Descend and maintain flight level Punto di vista 4385. You
È un giro della morte. 43-35, ma lei ci ha detto che sei là. Vediamo per entrare però anche punto di vista del passeggero. E l'altro. E punto di vista del passeggero. Ok. Sì, Mirko. Come ti fanno un programma su D-Max? Torio di... Beh, Tori, ragazzi, non c'è paragone. Cioè, Tori e Tori. Cioè, guardate che roba, fioi. Vabbè, anche Contact Vienna Center. Vediamo qua, siamo 1 ora e 34 manca. 662 miglia. Ok. Adesso dobbiamo trovare anche un bel screenshot, ragazzi, perché vai di screenshot. Tutte le frasi celebri del Kumef. Oh mia bella Madunina, lei è tutta d'oro e piccinina. Ti illumina, ti domina, ti mira. Su come non ci sta. Io Mertens purtroppo non l'ho preso, ora stiamo zitti. Stiamo zitti che è meglio. Non pensiamoci. Ciao Giusy Alfano, grande Giusy. Tanto zoccolo duro, lo zoccolo duro è spaventoso, figlio. La live dura sicuramente fino alla fine del viaggio, poi vediamo, insomma, dipende da quanto voglia abbiamo ancora di cazzeggiare. Ok. Come faccio a caricare? Aspetta un attimo. Ragazzi, mi assento un secondo perché devo caricare assolutamente il telefono. Arrivo subito, raga. Eccoci qua. Ma l'aereo precipita. Eccolo qua, signori, il porco online. Pronto? Pronto? Ciao vecchio. Eccoci. Madonna Bodè, però ti sento pianissimo. Che io capisco piano. Porca puttana. Aspetta. Purtroppo Fly è un gioco che non posso andare in coso. Aspetta un attimo. Ecco, parla. Parlo. Devo togliere l'audio, ragazzi. Se tolgo l'audio dell'aereo, vabbè. Parlo. Adesso c'è il bode così che tu puoi Parlo. Lo sentite il porco? Parlo. Ok. No. Come va, vecchio? Raccontaci la tua storia. A posto. Una storia di un folle bode. Che bello il folle bode. Guarda, hai visto che siamo Monaco-Valencia? Sto guardando, sì. Hai visto che bella la grafica, stronzo? Sì. Il discorso è che, è che mi piace più dal basso, così non riesco, vedo poco. Beh, ciao, amore mio. E la partenza, devi vedere tu perdi la partenza perché stavi trombando. La scusa. A te piace? Sì, noi stiamo mangiando. Ecco il bode, tutti ci siamo bagnati. Ecco.
Ciao Maurizio, ciao ciao. Comunque vecchio, proverò dopo con OBS perché l'XSplit, ci sono due tipi di XSplit, questo e quello tipo OBS, ma XSplit Mm, tipo OBS non mi piace. Anche perché non vedo quanti sono online, no, capisci? Cioè, ho capito. Ho capito. Oggi ho capito. ok, Bode vai col secondo giro. Come? Fai schiantare quel catò, vecchio, facciamo, come si dice. Devo buttare giù l'aereo secondo loro. Ah, bene. Ottimo. Cioè, comunque ieri ragazzi Arrivo secondo giro. il video di Eurotrack ha Una fatto grande pirchio. molto successo, il Bode Sì. ha fatto molto successo come saggio del gruppo e persona con qualche problema mentale, bravo. Bravo Bode. Bravo Bode. Perché non Non attivi... attivi le donazioni, ti chiedono? No, veramente, proprio perché me l'avete chiesto, le ho attivate. No, no, le attivate, le attivate. Donazioni per il Comenda, adesso al Comenda gli dono 30 milioni di baci. Che bello che sei. C'è sotto il link comunque con scritto Bodesius è gay. Ah sì, è vero, ora che figo. Cosa? Your nickname? Ah. Come si... no, ho visto Come se lo devo fare Sono stato un schiantare? cazzo di Farò tempo, sopra la sono pista un cazzo. valenziano. Comunque, vecchio, c'è un progetto Road to Tori. Ho messo come obiettivo 31 dicembre 2017 1 milione di euro per andare tutti a Seattle. Bene, andiamo con Fly Simulator, poi guidiamo il camion. Sì, bravissimo, bravissimo. Ma il bod e il come secondo me tirano un sacco di figa. Mamma mia, Grande cazzo. che belli, siete belli come il bode nudo. Vai contro un altro aereo. Dai, come vai contro un altro aereo. No, non posso farlo. Posso Beh. farmi un viaggetto con Aerotrack Eh? col Torino. Cioè, lì oggi su Football Manager c'è il porco. Mentre io volo e porto la gente a Valencia, sto rincoglionito. Magari porti anche una porta di mia squadra contro il Valencia in Europa League. Va bene. Comunque, sto stronzone e con Football Manager si comincia settimana prossima, Va bene, va bene. Ok? Ai ai ai, Va bene. dove siamo qua? Allora, local spot, ok. Vediamo un po' le montagne, ragazzi. Vai di montagna tattica. C'era anche Yuri prima, solo che non l'ho... so, forse era con l'amorosa, probabilmente adesso è in fase sex. Bode, ma i video ci tenerli privati? No, in realtà ieri poi alla fine eravamo un po' stanchini, io e Kuma abbiamo finito la live alle 5, se non è cattiveria, quindi non abbiamo neanche guardato. Sì. E oggi non ho proprio avuto tempo, quindi casomai guardiamo dopo. Beh, dopo, vecchio, Vedere finito la cosa live, vediamo. se non mi abbandoni subito, stronzo. O no? Adesso vediamo, dai. Adesso vediamo. Guarda il bode Vediamo come, dove finiamo, ecco. come se la tira il bode, come se la tira. No, la tiro, diverso. Un altro giro del mondo ci sarebbe bello, raga, però se è in live comunque, perché forse Fly Che Simulator... chat, Pirchio? Bode scrivi in Cosa chat. devo riscrivere? Beh, no, scrivi sì, no, no, che cazzo, forse per il canale, no? Per il canale così possono iscriversi al canale del Bode. Devo scrivervi il nome del canale? Non stavo capendo. Il Bode fa bagnare l'erba. L'erba secca. Beh, anche quella. È un dono, ragazzi. Oh, ti conoscono tutti, Quando riesci a far bagnare anche quella, vuol dire che fa bagnare tutto. Allora, 606 miglia, bene, 1 ora e 26 manca, ragazzi. Manca 1 ora e 26 per arrivare a Valencia Sender. No, volevo capire più da Pirchio cosa devo scrivere in chat, tanto per capire, per non scrivere cazzate, insomma. Come lo sai che abito a Trento? Ah, beh, io vado a Trento, sono andato non so quante volte, anche perché la strada per andare a Campiglio, quindi bene. Sì, sì, Alessandro, sì, si può fare. Bisogna vedere anche il tempo, raga, perché sto trovando il tempo Devo per... scrivere anche Penny Pelosi. Beh, fatta. Ok, allora Penny Pelosi. Ma stai sicuro che... Anzi, scrivi in grassetto Penny Pelosi. Penny Pelosi. Ok. Perfetto.
Oh, ma chi è sto The Dark Side of the Bode? Sarà il classico bimbo minchia morto di figa, vero? Sì, un po' finocchio perché gli piacciono i peli pelosi. Che schifo. Ciao Alexandro. Alexandro, è un altro della vecchia guardia. Però Peli pelosi, frende bagnate, bravo. pochi messaggi da Polema, ragazzi. Io pretendo Polema ogni secondo della chat. Ma ragazzi, ma sabato sera qua con noi, ma porca vacca, cioè, fantastico, per carità di Dio, ma che so, siete fighi, cazzo. Sì, sì. Ma perché iscritto? Iscritto. Grande. Se il Bode cominciasse a fare un po' di dirette. L'ha detto un po' alla Bode, alla Homer Simpson, sto dicendo alla Bode Simpson. Come sono stanco, scusa. No, non ti scusiamo, Polema, non sei scusato. Joaquin, sto messaggio non lo capisco sinceramente sul Bode. Non vogliamo messaggi razzisti in chat. Marco Bellini, grande Bode. Bode is glorious. Grande, Ciao. Ale, grazie. Grazie a tutti. Grazie Marco. Tutti in live per il Cume. E per il Bode anche, perché senza il Bode... Gay. Ah, adesso ho letto Bode gay, capo degli ebrei, vabbè. Ok, scusa. Peccato non l'avevo capito, più che altro, volentieri, ma... Oddio mio. Ok. Guarda che roba, oh. Guarda quanta neve che c'è, cazzo. Guarda quanta neve. È impressionante la neve che c'è a Monaco. La neve scende. Varamuni arrabbia. Varamuni arrabbia, fioi. Magari le hostess, è sempre stata una mia perversione le hostess, cioè secondo me sono... è bella come cosa. Il Cume diventerà un pilota. Oh, comunque hanno scritto sulla live di Mito, hanno scritto l'hashtag, è pazzesco, me l'ha detto Mito prima. Sì. Sì. Grande cazzo. Grande per l'hashtag. Bode qua... Papa subito. Il Papa Bode. A Monaco ci sono -6. Cazzo. Sì, beh, si vede che adesso noi siamo già... cazzo siamo? Trovi Tori vestita da hostess, porca vacca. Ammazza, oh. Speriamo. Come a terra vai di Coppa del Mondo di sci, World Class, mi piaciuta tanto, vedi anche Alpine Ski Racing, cioè, ragazzi. Cioè, i giochi di nicchia del Cume, e poi vabbè, bastate le Olimpiadi che ancora fanno, è una delle serie che fa più visualizzazioni, cazzo, ma nessuno è riuscito a fare una serie così, sono le mie soddisfazioni queste. Ciao l'ADTM, nel Napoli ha vinto 7-1, vabbè, bella vittoria, però tanto... Peccato non ci sia stasera. No, c'è Padre Caffi, prima c'era. Okay. Tanto lo scudetto lo vince la Juve, quindi cambia poco. Come perché non fai piangere tipo col 747? Perché devo scaricare, non c'ho voglia per quello. Ecco, così mi piace Gioacchino, così è bello. Agostino Lupo. Va bene Andrea, vai, so che adesso devi andare su YouPorn, quindi fai veloce e dopo torna pure. Grazie vecchio mio, ciao caro, un abbraccio. Ciao Andrea. Allora, quando noi vogliamo le live del Bode, Motorsport Manager non lo so, devo un attimo pensarci, domani comunque PES alle 5. Beh, Train Simulator mi rifiuto perché ha troppi bug, o bug, come dir si voglia, insomma. Il Mito 125, il canale di Mito. Come non hai più portato Step? Lo so, perché... sì, Step, vabbè. Step. Fai Step, giù, 1, 2. Oddio! Non ho più portato Step perché... io sto pensando di portarlo in diretta. È più figo secondo me come gioco in Sì, diretta quello là. sì. Preferisco Brothers, ok. Va bene, Andrea. Bravo Andrea, hai Oh, ragione. Milan Senna. Ma il sta guardando la live, chissà. Sì, sto guardando la live. Sapete cosa potreste fare anche insieme? Worms Armageddon. Vabbè. Ciao. Però è pazzesco perché veramente ancora di più la roba di attirare le cose è paurosa. Ci pensavo 2 giorni fa che avevamo voglia matta di giocare a Worms e farmi 2 risate, guarda, quindi è incredibile.
Sì, sì. sì. Beh, Warros in diretta, sinceramente, da spustellarsi dalle risate. C'era anche il Bode, quindi. Sì. Sì, Punto. un ritorno alle origini per davvero, cazzo. Beh, scusa, Battlefield, ti ricordi? Quella... Sì, vabbè, sì. No, vecchio, cioè... È che dopo il Bode mi ha abbandonato. Sì. Ecco. Perché il Bode mi abbandona perché vuole tanti... come si dice, lui non pretende solo me, vuole altre persone, quindi è una merda, fondamentalmente. Comunque... perché vi leggo... Perché vi leggo nel pensiero, ma sì. Polema, cazzo. Ma Polema, ragazzi, è veramente un idolo, Polema. Comunque... Comunque il Rod Tutori lo voglio. Sì. Lo devo fare, voglio fare una cosa fatta bene, ragazzi, almeno ci facciamo 2 risate. 1 milione di euro, cazzo. Comunque a Seattle devono fare una statua a Tori, Sì. Il Bode e poi li figa il Tori. Il Bode. Ma il Bode, ragazzi, ha scritto pagine indimenticabili. Ostrovoschi, Motorsport Manager, non lo so, in settimana una diretta la portiamo, però non so ancora il giorno, le chiedo perdono, dolce Simone. Bode Road. Bello, mi piace. Lo so, ma o MSI, se non so le nuove pack, perché quel gioco là è uno dei migliori sicuramente, che me l'ha regalato il Bode anche quel gioco, è uno dei migliori simulatori di cami, di bus della storia. Il problema è che praticamente sul mio computer lo faccio girare a 15 fps, cioè se le nuove mod e patch hanno sistemato sta cosa lo porterei a cannone, però a 15 fps è un po' dura con una 780 Ti. Sì, stiamo volando 50 sfumature di Bode. Beh, sì, ha scritto il libro il Bode, 50 sfumature di Bode. Un libro interessante. No, ovviamente ieri sera abbiamo letto 50 sfumature di Cume, comunque va bene. Vabbè. Alle 3 anche questo Valencia è venuto fuori. Sì. No, oggi mi sono ricordato un pezzo di live di ieri sera verso la fine, ragazzi. Veramente abbiamo tirato di quei vaneggi assurdi, Sì. Comunque veramente le dirette sono troppo. Ma io già 3-4 anni fa me le sparavo. Il problema qual è? Che dopo purtroppo col lavoro, con le robe, io veramente spero di riuscire a ritagliarmi il tempo per farle. Non so se potrò sempre farle con questa diciamo continuità, però spero di portarne comunque almeno 2-3 settimane, ecco, sarebbe già importante. Sì. Giochi nei viaggi 747 lunghi. Comunque devo un po' andare con la velocità aumentata perché sennò non stare 7 ore qua la vedo dura, lo so Alexandro. Ma vecchio, toglimi la curiosità. Dimmi, Di solito porco. quando viaggi in aereo, che ho viaggiato, io di solito sono sopra le nuvole che vedo in alto da te. Come mai tu sei sotto? Vecchio, dipende da quanto alto sei e quanto sono alte le nuvole. Se non è che le nuvole sono sempre alte uguali. No, allora è stata un po' una fatalità mia, perché sono sempre viaggiato sopra le nuvole e sopra non vedevo nuvole, non ho mai visto nuvole sopra, Ho sempre visto comunque capito. cielo No, sicuramente come altitudine, guarda, se vuoi posso alzarmi un po', però perché 22.000 comunque diciamo che si può andare anche più in alto, però ciò dipende, non è sempre detto. No, per capire, perché appunto mi sono sempre trovato a vedere sempre nuvole sotto di me. Mai visto le nuvole Certo, sopra, quando certo. ho viaggiato io. Sì, beh, può essere, sì. E così, ragazzi. Sì, perché ho viaggiato in aereo, non mi è mai capitato. Una volta, madonna, ho beccato un temporale al ritorno da Catania, ragazzi, mamma mia. Qua siamo ancora in montagna pura quasi. Salviamo. Ok. Sì, beh, sicuramente dipenderà anche dalla va bene che solo il venerdì e sabato sera. Beh, vediamo, quando vuole, quando ho possibilità, volentieri, cioè lo sapete, raga. Ma la popetta che ora si è svegliata poi ieri? Oggi? Alle 11. Va bene, dai. Non
sarebbe intorno ai 3, sì, sarebbe intorno ai 30.000. Guarda, se volete, guarda così anche il bot è contenta. Vai. Ok. E posso? Quando parla... Oh, adesso fatalità proprio adesso, quella... Vedi, c'è sempre colpa di Paolo. È sempre colpa... Cosa succede? Che sta parlando la puttana qua della torre di controllo, non posso parlare io. Ah, ok. Ciao Arco De Maz, ciao De Maz. Ah, il pazzo de mazzo. Sì, il discotecaro De Maz, l'uomo che se le trombate tutte a pescare. Mi ci vogliono su Brothers, cioè, io ne voglio su Brothers. Beh, vecchio, gli faremo vedere un video anche là, una live io e te là, dai. Che sboccio, sì, ma là sì che facciamo tanti iscritti, Ammazza. Oh. Sì. Ok, andiamo a 30.000, così è contento il bod. No, se le nuvole sono ancora più alte, vecchio, volevo creare una mod, no nuvole. Oh, qua c'è il traffico. Ok. E un solo grido si alzerà il Paolo Bode, la 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 la, c'è Football Show, ci sono tutti, manca solo il Paolo Bode in live, la 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 la. Ecco. Grande Alexandro. La seconda parte della notte, grandissimi. Ok. Le nuvole sono alte 100.000 piedi solo per colpa del Bode. Ok. C'è Yuri, no, Yuri è andato, c'era prima, poi non so. Lo conosce Futuro Show, Yuri? Beh, ieri c'era, quindi... Non ho visto forse la prima parte della live e non ho visto Futuro Show io. Ecco, il Bode che non vede il Football Show mi sta sulle palle, perché il Football Show è uno di noi, ragazzi. Lo so, ma non l'ho visto. Va bene, Bode, scusa, ho già fatto l'offeso, scusa, Bode, ti chiedo perdono. Lo so, vincevo con le medie a Shanghai, guarda, mi sono mangiato 10 merde, veramente, peccato, però va bene, dai. Grande rimonta, ci siamo, possiamo lottare alla grandissima per il mondiale. E noi domani vogliamo una live del Bode, vogliamo la live del Bode, vogliamo la live del Bode. Noi domani a mezzanotte vogliamo una live sul canale del Bode, di presentazione del canale. Sì, la vogliamo. Dimmi Gioacchino, dimmi che idea c'hai. Non ci credo, sto guardando la tua live. Ciao Diablo of Tasmania. Invece credo ci siamo qua in live pronti ad atterrare a Valencia Sener. Domani il Bode farà concorrenza alla live di Zeb, ma ho paura che mi batterà Zeb. No, davvero? Ho qualche dubbio. Oh, il Just Matti, ragazzi. È arrivato sì. grande, no? È arrivato il nostro porco interista di Matti. Ciao Just. Just, siamo pronti a prendere le bombe domani sera? Siamo pronti? Sì, è finito il ciclo Mercedes, ragazzi, per fortuna è finito il ciclo. Comunque le nuvole sono più alte ancora, vecchio, cioè cazzi tuoi. Vecchio, non sei capace, poco da fare. Vorrei fare un giro d'Italia, un giro d'America praticamente, Joaquin. Vediamo come gestire la cosa, vediamo, buon Joaquin. Però un giretto se lo possiamo fare. No, sulla pista di MotoGP atterriamo con il Bode nudo che ci aspetta. Non vedo l'ora. Grande figata. Con Mario Rossi ci aspetta. Quando arriviamo a Valencia un bel puttanturo, ok. Come fai un saluto ad Alice? La saluto. Sei la tua amorosa. Non stare qua in live, per piacere. Comunque saluti ad Alice. Just, siamo carichi sì, ma ho paura che domani sera... Io ci spero sì. No, ma in realtà se l'Inter vince è meglio. Perché l'Inter si gasa, come fa sempre, e dopo comincia a perdere 3-4 di fila, perché di solito è questo... No, infatti, spererei di perdere o pareggiare, sinceramente. Così rimaniamo con i piedi Ok, per terra Joaquin. e cerchiamo di fare quello che dobbiamo fare. Ok, Joaquin, per questa consulenza però voglio 100 euro. Oh, ma comunque a proposito di Zeb, che l'altra volta ho visto un pezzo della live su Crash,
Come cazzo fa a mettere la webcam solo così? Senza le robe attorno? Come cazzo si Col fa? green screen. Col green screen. Capito. Devi metterti il green screen dietro. No, i miei non l'ho portato. E domani con PES vediamo. Sempre in 40 siamo. Di sabato notte, io ve lo giuro, pensavamo in 10, sai, Bode? Sì, lo so. Tutti stiamo aspettando il tuo ritorno su vedi, amano più il Bode del Kuma ormai, cioè, io lo sapevo. Cioè, no, ma è così, tutti ti aspettano e tu cosa fai? Cazzeggi, cioè, è quello che ci dà fastidio, che tutti ti vogliamo e tu non fai niente. Cioè... perché me la tiro per quello. Applicati, merda, applicati. Ok, ora che dobbiamo provare anche la roba su Clash Royale, che volevo provare i cosi, i deck. Io sto prendendo le bombe, adesso. Va bene. Non è vero che questo... no, questo è nuovo, infatti, fatalità. No, Martorial, il Bode è il Bode praticamente è un po' è un'entità astratta, nel senso, è l'uomo il Bode. Quindi tutti noi dobbiamo comunque sentirci inferiori a lui perché è the best of. Bode ne vogliamo... Ma no. Show grande, cazzo. Il Bode, ma capisci? Ci hai fatto 70 video di cui la metà della pupetta eppure tutti ti amano così. Ma ti rendi conto? Ma capisci cosa sei in questo mondo? Storia, a quanto pare, ha scritto Agostino Lupo. Vai a cagare. Is the man. Come Goldberg. Come Goldberg. Ecco. Perfetto. Chi preferisco tra Bacca e la Padula? Shevchenko Inzaghi. Grande Alexandro, grande. Sì. Alexandro, un altro porco della vecchissima guardia, Alexandro, ragazzi. Sì. 44 gatti, raga, ma è incredibile. Io non ho parole, cioè... I faneggi di 2 o 3 anni fa. Sì, effettivamente ho creato il canale nel 2013, ragazzi, non mi sembra... Sì, però a parte scherzi, io l'ho buttata così, però sarebbe bella una tua diretta, diciamo, per presentare il tutto e vengo a salutarti, cioè, scusi me. One next. Domani vediamo, dai. Comunque 604 iscritti, ragazzi, grazie mille. Il Bode fa più iscritti del Cume, cioè, spavento. No, però dopo iscritti senza video, cioè, penso di essere l'unico canale al mondo che sì. 44 Bode, fila per è aperto da Pintus. Il 16 agosto 2013, ragazzi. Sì. 44 Bode in fila per 3 con il resto di 1. What's next? Grande, cazzo. Na. Comunque dopo lo guardo il video di Kuro Lili, è vecchio, così intanto mi rifaccio un po' gli occhi e dopo cerco di capire il coso. Oh no, sporo. Come quando c'è il Bode non bestemmia perché lo rispettano, vabbè, questa Kirchio, sono morto, bellissima. Brava Fabio Giannitelli. Anche poi lui non è Stone Cold Steve Austin, ma è Stone Cold Steve Bode. Per me è sempre stato così. Beh, a parte i capelli ti assomiglia secondo me, a parte i capelli. Cioè, ho sempre pensato, stesso tuo stile quando bevi la birra. Scusate. No, un grandissimo wrestler con una grandissima, cioè tanta sfortuna poi. Comunque, notizia bomba, se il Bode mi promette qualcosa di grande, gli regalo WWE e ci facciamo WWE insieme in live. Mi interessa, deciso io. Boom, così ragazzi. E il Bode neanche mi caga, chiaramente. Boom, così ragazzi. 4 anni che ti segue, 3.000 iscritti, lo so, Just Matti, mi ricordo. Assolutamente. Fatalità, ho visto anche ieri, ho visto il tuo video dei 1.000 iscritti e del fatto che sei stato bravo, che hai fatto tutto da solo, bravo Just Matti. Sei un po' porco, però sei bravo. Cioè, sei un porco interista, però ti voglio bene. Beh, Just, tu conta che sul mio canale c'è ancora il tuo canale tra i consigliati, quindi vedi te. Ai.
No, alla Football Show, però tu devi seguire solo me in live, cioè questa deve essere un'esclusiva. Cioè tu devi seguire solo me Football Show. Anzi, dovete andare anche nelle chat degli altri YouTubers che fanno, sì, anzi degli YouTubers perché non lo sono, e scrivere hashtag c'è solo il Kuma in live, punto. Dovete ossessionare tutti che esisto solo io, punto. E il body ogni tanto. Beh, considerando che è uno dei preferiti attualmente, magari Roman Reigns, cazzo. Beh, cazzo sì. E beh, ti assomiglia anche lui, che tutti e tre ti assomigliano Dio poi. Assomiglia Lo a so. Jason, cazzo. Il body ha 1000... Tutti i social del body sono tutti fighi, che sborro. Ti spammo la tua live ovunque. Adesso vedremo la live dei Bacotti ovunque. Domani sera da Zeb c'è solo il Come live. No, giuro se lo fate. No, allora, Mara, domani che rimane un pezzo la guardo. Cazzo, perché siamo in overspeed? Aspetta un attimo. Perché non sento perché... Ciao Marco Bellini. Non c'ho l'audio. Buona serata. Ciao Marcone, ciao a te, tuo cugino, salutamelo. Perché siamo in overspeed, cazzo? Purtroppo non sento. C'è vento forse, non capisco. Perché siamo in over? Ma no, povero Roman Reigns. Siamo in Francia ormai, Oh la 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 la. Ma mi spiegate perché? Oh le Vierro. Perché è bello come te. Oh la 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 No, la ma la che la. scherzi. Volevo capire perché tanti lo odiano così tanto. La Vierro. Oh la 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 la. Na 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 na. Oh le Vierro. Siamo in Francia e siamo tanto belli tutti Quarto insieme. membro dello Shield. Sì. Il Bode, ragazzi, il Te lo dico Bode. io, sapevo che Polema era il primo a rispondermi. Ne ho troppo bisogno, Bode. Di cosa, scusami? 4 maggio... Ah, ok, di fischiare. Vabbè, ciao. Ecco, fischia anche da parte mia, perché lui viene dato più di quanto meriti. Ma perché non è tecnico, perché... A me ricorda... Ok, Gioacchino, bello Uruguay. Di vecchia guardia. Bode Cicanti la viene... Non è scenico come wrestler che sono piaciuti di più negli ultimi anni, sicuramente, però cioè sinceramente piuttosto di un Daniel Bryan che a me sinceramente piaceva, non mi è mai piaciuto più di tanto, ho sempre preferito un Roman Reigns, personalmente, poi... Ciao Pietro Milani, boia che grafica, grazie Pietro Milani, me lo godo Milani, Milani che subito ho notato la grafica, me lo godo, viva Pietro e viva Milani, Bode Cicanti le viene Rose. Sì, le viene Rose, ciao. Dai, stai fai il coglione, ma ti sei un cantante. L'ho cantata. Ma fa bene. Ma si canta così questa canzone qua. Ma si canta così. Dai, mettila in sottofondo, forse. La via Rose, ciao. Mettila in sottofondo adesso da te, non so se la sentiamo. Non penso. Come, ma quanti... La sentirei io in cuffia, quindi. Come, ma quanti anni hai? Io ho 5 anni scarsi, ragazzi. Il Bode fa più iscritti di te, ma pensa a me, ho quasi tanti iscritti, faccio video da 5 mesi, una media di 3 video a settimana. A Football Show, allora, ti spiego io Football Show. C'è chi è nato per fare i video e chi è nato per essere l'idolo delle chat. Tu sei l'idolo delle chat, già questo, cioè sei conosciuto in tutta Italia. Se poi mi metti anche l'hashtag, c'è solo il Kuma in live da Zeb, ti bacio il culo, veramente. Giusto, è vero. Ciao Matteo Paradisi. Se lo fate, svolo da ridere. No, ma no, se lo leggo in chat, scrivo subito, fiori. Però secondo me le dirette sono per fare il figo. Però è più bella una diretta con 100 cocche, almeno possiamo parlare rispetto a quelle con 100.000 che alla fine non caghi nessuno. O sbaglio, Bode? Infatti, concordo. Cioè, secondo me è così. E comunque i comediani pazzi sono qua anche il sabato sera, è una cosa senza un senso logique, come si suol dire. Sì. Concordo. Ma ti piace comunque adesso, a parte che ti annoia un po' a te, ma comunque, io spamo da Favij, va bene, ma comunque ti piace Fly, vederlo così, anche se so che ti annoia. Sì, no, beh, è spettacolare, vecchio, cioè, che sparo. Non è proprio bello.
Beh, la cosa buona delle live con 100.000 è che se dobbiamo dirti una... Ah sì, cioè, ecco. Cioè il fatto che io per risponderti tu mi devi dare €1 è una roba che veramente, cioè, non ho parole. Eh sì, ragazzi, fondamentalmente la gente dona perché così almeno chi sta facendo il video vede il messaggio. Cioè, è strepitoso. Sì, sì, è una roba veramente sconvolgente, cioè sì. Come vai a condurre Sanremo? Cioè, speriamo. Se lo fai gratis, problema dei Filippi, però. Beh, dai coglioni, no, Sanremo lo faccio gratis. Lo faccio gratis solo se mi fanno trombare le veline, allora sì. Cioè... Ti dovrei dare... No, Agostino Lupo me lo godo, ti dovrei dare €20. Oddio. Grande, cazzo. Oddio Poplio. Ragazzi, c'è Poplio. Me lo sono segnato anche di notte, viva Sì, Poplio. eccolo qua. Sempre presente, grande Poplio. L'alcol e il cume hanno lo stesso effetto. Beh, Football Show. Il Football Show si vuole candidare a nuovo Poleiman, secondo me. Poleiman. Sì. Perfetto, questa cosa di nuovo. Ecco. Sì. Per quello sono Oddio. curiose le live mie Qua un attimo. cose, ragazzi. Ho un problema di, Non siamo apposta. ho un problema di caricamento di texture. Devo un attimo mettere in pausa che ogni tanto capita, ragazzi. Chiedo perdono, ogni tanto succede. Poi siamo anche in diretta, quindi magari si mette anche di più a caricare. Sono leggeri problemi che però mi danno fastidio. La texture. Na, 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 na. No, ti giuro, se donate €1 a Zeb e gli scrivete sta cosa, ti giuro, io veramente svolo. Cioè, Sì. guarderò la live di Zeb solo per questo, per vedere sta cosa. Sì, veramente. No, non ti sostituirei. No, ma no, Paul, no, però c'è qualcuno che vuole il tuo primato. C'è qualcuno che lo vuole. Ma ecco, io penso che... Cioè, immaginati Zeb o nel senso un altro. Chi vuole diventare il Poneyman deve dare €10. Te lo immagini? Sì. Però hanno creato un business. Inter Juve, mamma mia. Mamma mia. Ok, siamo tornati a posto, perfetto. Grazie Gioacchino Unez, grazie. Io vi ringrazio tutti veramente per Tilponen. Io ringrazio veramente tutti, siete persone meravigliose, a parte il Bode, grazie. Sì, ci troviamo in Francia, ragazzi. Precisamente siamo a Le Baudet. Siamo a Le Baudet, una tipica città. Mancano 52 minuti alla fine del volo, però l'atterraggio sarà in live. Io mi ricordo quello fatto a Milano, ragazzi, ho il terrore nel culo proprio. Scusate la terminologia un po' curiosa. Come se fossi in te, stanotte cercherei il Bode nel letto, va bene, io lo cerco sempre comunque. Oh, ma tutti sanno del nostro amore, però, vecchio. Sì, lo so, vecchio. Non Comunque, Paul, devo guardare il video. Anzi, sai che facciamo? Lo guardo adesso mentre siamo in live. Allora, il porco di Eman, dov'è? Ah, cazzo, qua non aspetta un attimo, devo riprendere il telefonino, devo sentarmi un secondo. Siamo a 21. Io avanzo €21 da Agostino Lupo. Team Cume vs Team Bode. Ma è un unico team, ragazzi. Aspetta un attimo che prendo... Team come Bode. Aspetta che prendo il telefonino che mi sparo il video di Poleman che mi ha dedicato. Perché Poleman mi ha dedicato un video, praticamente lui nudo che si massaggia il pene. Adesso vado, arrivo subito. Tanto Bode parla tu. Tanto Bode parla tu intanto. Adesso non parlo. Non mi ha sentito, peccato. Oh, Padre Capi, grande Padre Capi. Buona serata, buonasera. Bode, guardalo anche tu. Adesso lo guardo. Adesso vediamo.
Aspetta, meno male che non sono collegato qua in chat. È proprio uno stronzo il bot, mamma mia. Ah, cazzo, sono in live, aspetta. Ormai tutta la fa da quando eravamo piccoli, ragazzi. Eh sì. Oh, padre Cafi, ciao padre e ciao Cafi. No, purtroppo io timido, ragazzi, è difficile. Non sono mai stato. Purtroppo è proprio una cosa che... No, se fa il figo, no, perché si è trombato 100 danni in carriera, che schifo. Però. Che mona. Che schifo, che brutta persona che è il bode. Ma perché non Facciamo trovo... team come Bode, possiamo donare 30 euro, ecco, visto. Sì, ma cazzo, come Bode donate 30 euro sulla Cume, però che cazzo io la prendo nel culo? Ok, allora, dove sei? Oddio, non trovo più... mandami su Facebook il link, Paul, te prego, perché ho il telefono rincoglionito. Adesso guardo anch'io qua. Commenda veneziano, calciatore per caso. Oh, la 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 Con la la. foto del Cume anche, grande. Oh. Questo video è rappresentato da Paul Lehmann. Un giorno a Venezia nacque una grandissima promessa del calcio italiano, il commenda veneziano. Un grande cazzo. Sì. Guarda il Cume con la maglia di Mori. Ma dai, i suoi 18 anni il Cume viene acquistato in Serie A dal Crotone nell'agosto del 2016. Guarda che roba, guarda che grafica, ragazzi. Ok. Eccolo. Col Cume. Prima giusto nel Cume. Sì, nelle prime partite si vedeva che il ragazzo Eccolo qua. internazionale era infatti capace di giocare come queste. No, non abito a Campiglio, magari, cazzo. Magari. Vedete giocate come queste? Mamma mia, giocate, ragazzi. Che Cume, ragazzi. Che Cume. Eccolo qua. Il Bello video che di avete Super il giorno Paul. di Cume al suo momento, non lo sapevo. Ah sì? Vabbè, beh, no, beh, sul Padova eravamo identici, Cioè, è spaventoso. Sì, impressionante. È un solo grido, si alzerà. E Paul Heyman, la 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 la. Come vai su Io Porno? Ciao Pierluigi Perretti. Come il celebre laser. Guarda che bello. Vecchio padre Caffi, hai ricordato Barney su i Flintstones su Rock Vegas e io volevo essere Fred, però cazzo. Siamo Barney e Fred, siamo uguali. Sì, sì. Vecchio, siamo uguali, cazzo. Siamo Fred e Barney. Sì. Dovevo trovarti la tua Betty, bro. Si chiama Betty, vero? Non lo so, devi trovarmi qualcosa, Bod. Non la posso mettere quella canzone. Come anch'io offline, se ti dono 100 euro, una zoccolona, collaboriamo. No, solo se facciamo il road tutori. Quella mi interessa, il road tutori. 1 milione di euro entro il 17 dicembre, il 31 dicembre. Guarda che bello il video, ma Poleyman è un figo però, Grande Paul, sto guardando. Cioè, Poleyman è qualcosa che va al di là del genere umano, Paul. Però noi vogliamo una foto di Paul. Io voglio la foto di Paul. Sai che lo sto guardando? Ok, boh. Voglio la foto di Heyman, voglio la foto di Paul. Voglio in privato la foto di Paul. Guardando, Paul. Sì. Commenta veneziano come youtuber italiano. Sporo. Però te la mando. Comunque un video che mi piacerebbe tanto fare è la sintesi delle stagioni su Formula 1, cazzo, però è durissima. È veramente dura. Ma siccome va da Barbara D'Urso, giuro non mi parlo più per tutta la vita. Guarda che bello. Ma guardati la grafica al posto di pensare alla D'Urso, Pompinaro. Ah, ok. No, ti hanno scritto qua che sei il prossimo ospite della D'Urso. Ah sì? Mm-hmm. Che bello. Allora, vediamo Paul. Voglio la foto di Heyman.
Te la faccio io, non ho problemi, ma è dura, perché sarebbe bella una sintesi con la canzone di Rush, quella là, della soundtrack principale, cazzo. E siamo in Costa Azzurri, signora. Sì, signora, signori. E salviamo, e signora. Ok. Sì, Instagram ce l'ho, Cumenda-veneziano. Cioè, Cumenda-veneziano, no Cume, scusate. Ho trovato il bode su YouPorn, sì, il bode su YouPorn, ha fatto video nel 38. Il bode non c'è più. No, ci sono adesso io. Ma chi vuole candidarsi a fare la sintesi delle prime stagioni in Formula 1, chiaramente con le vittorie, la prima vittoria, gli incidenti, i ritiri, devo passare la canzone però che ho pensato per quel video. Ok, seguitemi pure su Instagram se volete. Vai Poplio, vai Poplio. Comenda-veneziano. È un programma, è un canale di, sì, un canale, una pagina di Instagram molto porca. Local Spot. Guarda che bello, ragazzi, guarda dove siamo. Scenari meravigliosi. Sto ancora pensando a uno screenshot decente che però, boh, non lo so dove poterlo fare. Ancora non ci siamo, secondo me. Seguo del 15 di Giotto. Ok, ora si candidano. Chi ha l'idea più bella, vai. C'era la prima. Con la sesta gli hanno deciso di posto. Sempre Intanto Polema non mi manda la foto. Io piango. qua. Seguitemi su Instagram. Ti incazzerai per rispondere non vengo a fare te. Sì. Più le volte che È un solo grido, si alzerà. se vedi che te ne scrive un'altra, c'è il posto. Copyright commentiamo. Te la bombi, magari. A che punto siamo? Allora, mancano 333 miglia e 43 minuti. Siamo nel sud della France. Ciao Marco Sant'Ambrogio. Oh, il bot è tornato adesso. Quando di comoda torna la merda, è umana. Ciao, il pilota di F1. No. Stavo parlando con l'amante, scusa vecchio. Ok, puttana di merda. Come metti l'immagine nel bode, fai la sintesi. Ecco. Ma perché tutti ti amano? Che fastidio. Vecchio, è colpa tua che mi qualcosa. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Magari Agostino, magari una zoccolona a testa. 40 minuti. Questa amica è Tony Black. Diciamo dopo sta mettendo quello che ormai nessuno si aspettava. Sì, lo so, Dennis Nottra, lo so. Perché ricordati, un solo grido si alzerà. Il Paolo Bode proprio sempre qua. È un po' strano, è un po' bizzarro. Ha una faccia che sembra un toro. Ale. Piaciuta Bode? Finalmente come sei bellissimo. Segna si sfoga con un botto per aver fatto un gol e 15 partite, una media straordinaria di 0,06 Sì, no, vero. Un solo Bode si alzerà, veramente. Ma il bode è la hostess, sì. No, vabbè, Polema sei un genio, cazzo. Sì. Vai come depressurizza l'aereo. Eccolo qua. No, guarda Polema, ragazzi, quanto me lo godo. Non ha il codino. Bello. Poleyman. Ma chi?
Hai visto Poleman, no? Che voglio vedere Poleman? Sì, no, solo io, sono geloso, eh. No, voglio vedere Poleman. Punto. Un grande Poleman, proprio un bravo ragazzo Poleman. Il come quello, beh, padre Caffi ha delle... Che brutta scena, padre Caffi, madonna. Il padre Caffi. Quanto me lo godo il Caffi. Brutta scena da vedere, ragazzi. Brutta scena proprio. Perché è una brutta scena? Oh, noi siamo l'alfa e l'omega. No, più che altro ci schiaffeggiamo, è quello il discorso. Mm. È un solo bode, si alzerà. Noi andiamo sempre qua. Il bode oggi un po' è Adobe Photoshop, è Io un po'... invece ho visto padre Caffi, ragazzi. Io sto guardando un video di padre Caffi. Padre Caffi. Edizione speciale. Oh mia bella Madunina, puta d'oro e piccinina, titil Volta mando dominat anche a mela. te, sono Poleman Guy. Ora conosci anche tu. Grande Paul, grandissimo. Niente, a Football Show che piace il Cazzo, Puccio. l'ha fatta adesso, lei. Sì. Grande, cazzo. A Football Show che piace il Grande. Puccio. Che piace il Pu a Football Manager. Sì, Football Manager. A Oddio, un solo bode si alzerà. Grandi punchi, io ho visti dal vivo. Li ho visti a Padova per il tour dei 40 anni. No, comunque, a parte scherzi, la canzone preferita di Pu qual Io è? sempre in live, ma neanche un attimo di playback. Neanche una canzone. Cosa, vecchio? Canzone preferita dei Pu. La tua? Quella tua, qual è? La mia preferita? Ne ho parecchie. Fa pensare. Allora, mi piace tanto 50 primavere. Sì, che poi non hai capito. Piace... 50 primavere, ne hai fatte solo 28. Vabbè. Poi? Ok, va bene. Dopo questa chiudo la live. Poi? Mi piace Dimmi di sì. Mi piace No. Parsifal. Me ne piacciono tante. Vabbè, non ho parole, insomma. Viva 1969 è uno degli album più belli, effettivamente. Sì. Cioè, l'unica... non hai detto la mia canzone preferita che è la più bella in assoluto, proprio oggettivamente tu sei proprio un deficiente. Ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere, che non hai detto non mi hai detto la canzone che ti piace, quella che piace a me, la mia preferita, che è la più bella, e sei proprio un coglionazzo. Ne sentiamo, quale sarebbe? Prova a pensare, dai. È la mia canzone. Piccola Chetti. Ma dai, che coglione! Uomini soli, bode, dai. Ah, giusto. È vero. Cazzo, è la più bella in assoluto. Quella proprio Se il Bode canta una canzone dei Pooh, mi bagno. è per distacco la più bella, Uomini soli, dai. Dai. Non fare il pigno. Cioè, scusi, ma... Dai. Beh, sì, è una delle più famose, diciamo, però secondo me non è la più bella, in assoluto. Certo, adesso fa il figo perché ha fatto 10 anni di canto, adesso pensa a far il figo, no? Adesso fa il figo. Ma vai a fare in culo, va, puttana ambulante. Paolo Pitta. Dio delle città. Sì, il Cume è quando dice l'uomo dell'altra sponda, è lui, è il Cume, parla del Cume là. Certo. Certo. No, non la conosco Air India, sinceramente. Attenzione, l'esperto in tutto, il numero uno della musica non la conosce, guarda. Sì. Che cazzo del Goldo? Oh, il parla io che sborga, che ha scritto un libro che si chiama Io sono Bode, tu non sei nessuno. Ok. No, io sono Bode, tu non sei evidentemente qualcuno si chiamerà nessuno. Come promesso ho trovato la figa, la vuoi in chat?
Bisogna, sì, ma bisogna, come si dice? Ci siano le Oddio. prove. Bravissimo, bisogna le prove. Sì, ti do una mano, vecchio, perché ti vedo in difficoltà. Sto volando io, Ah, scusa, hai ragione, scusami, perdonami. Comunque, Football Show, Uomini Soli la migliore, punto. Dopo, se volete dire altre cose, va buon. No, hai ragione, comunque, ultimamente Facchinetti faceva veramente cagare, sì, concordo. Dammi solo una minchia. Mi piace, dammi solo una minchia. Che poi è di chi? Prova a pensare. Di chi è? Dammi solo una minchia. Nessuno minchia. Non so, tu è dedicata a me? Non lo so. Non so, vecchio, non so. È di Bruno Liegi, Baston Liegi. Ma che sboro, ma non ti sanno sborare. Ah, scusa, l'amico di Riccardino Fuffolo, scusa. Bravissimo, bravissimo. Il piccolo Riccardino Fuffolo. Sì, il minuscolo fuffolo. Mani in alto. Io, ragazzi, ho un sogno. Voglio fare l'uomo che usciva la gente. No, vabbè, No, quello. sì, assolutamente. Io voglio diventare padre Maronno, invece. I want you break free. Vedi, su Twitch la cosa bella è che posso ascoltare la musica, questo sì è bello, e così faccio sentire un po' di storia, perché il Bod non capisce un cazzo, faccio sentire io un po' di storia della musica, altro che piccola Cat, stasera ho sborato. Ecco. No, la Liegi, Baston Liegi mi manca, purtroppo non sono forte nelle classiche del nord. Beh, oddio, cosa è successo? Ai ai ai, qua rischiamo il crash. No, per fortuna no. Vola, ragazzi. No, perché mi ha dato l'antivirus, mi è uscito qualcosa, non so cosa, non ho capito. Esperto di musica, mi dica nome album di Verdena e di esordio. Vai, Verdena Bod. dovrebbe essere, no? Perché, ma aspetta un attimo, guarda su Wikipedia, ma guarda su Wikipedia per sicurezza, no? Se proprio è in dubbio, e dopo rispondi. Ragiona. che goldon che ti No, sei. dovrebbe essere Verdena in teoria il primo album. Allora, Andrea Follin. Non mi seguo più di tanto, però mi pare che il primo sia Verdena. Allora, mancano 33 minuti, 259 miglia. Siamo al confine tra la France e la Spagna. Non mettiamo numeri in chat perché c'è già quello di carta di credito del Bode, 327 572 83. Sì, ragazzi, donate che devo farmi un PC nuovo, grazie. Ma perché devi rompere i coglioni così, Bode? Padre Caffi. Scusami, hai detto il mio numero di carta di credito, a meno che mettano soldi, così faccio il PC nuovo. Esatto. Ma te lo compro io. Dopo non chiedermi gli altri perché non li so, sinceramente. Ma te lo compro io. Bode. Polema non ci crediamo. Cosa? A cosa non crediamo? La mia attenzione. Poleman Girl. Sono la ragazza. Ma se una si è scritta Poleman Girl ce la sposo. Cioè, anche se è brutta, anche se è brutta e con le croste la sposo. Come hai raccontato il Bode di me? Pigno. Dimmi qualcosa? Come? Non so. Oddio, Pigno, stai zitto, grazie. Devi dirmi qualcosa? Come? No. Cioè, vengono fuori questi altarini così in live? Sì, intanto Pigno sa una pigna di 30 centimetri intanto, quindi vorrei vederti te. Ho capito, però devi dirmi queste cose, perché almeno lo provo anch'io, scusa. Ok, ma Pigno è più delegato a me, Pigno. Che fine ha fatto il Medi? Il Medi è sempre in Inghilterra con la fidanzata, ragazzi. Vabbè, dagli torto, cazzo. Il Cume è un cuore leggendario, si deve de mazza. Come fate a non credere? Beh, perché dai, Poleman Girl, voglio la foto, allora mandami la foto adesso, visto che siete là insieme, o comunque su, mandami la foto e vediamo. Ciao, Poleman Girl, scritto da Poleman Guy. No, vabbè, ti giuro, mi vuoi sposare? No, questo è il Poleman Show, è diverso, questo è il Poleman Show, ragazzi. Sì. No, Polema è il numero 1, sì. Sì, Polema è il numero 1, però non porta la figa. No, l'ha portata, però se la sposa lui, non ho capito. Se mi aveva detto qua, non so. E Come fatta a non credere? intanto io ringrazio Emanuele Tarasconi perché mi è arrivata adesso una notifica sulla PayPal di una cosa, di una donazione. Ti ha donato al
i primi 5 minuti ti sei accorto adesso. Ma Vanno infatti, bene ste cazzo di donazioni, cazzo. infatti c'è stato... Fatica, ragazzi, non vi ringrazio neanche per le donazioni. No, che pacco! No, Ragazzi, Fiada è sposato con un figlio, cioè, quindi ha poco tempo. Ringrazio Però, Emanuele, eh. ringrazio Emanuele Tarasconi, veramente, grazie mille. No, vecchio, se ne sarà andato incazzato nero anche. Si starà facendo una brutta pubblicità in giro perché non l'hai ringraziato. Oddio, ciao Tinko. Quando fai una live con Bode? Spero presto, vecchio. A me, chi me la dona? Cosa vuoi che ti doniamo, padre Caffi? Cosa vuoi che... Allora, ascolta, io devo parlare con Poleman Girl perché ormai Poleman è entrato di diritto nel mio cuore. Allora, Attento perché si sta sposando con Poleman Guy. voglio una foto. Mandami la foto col profilo di Poleman di Matt. Mi mandi la foto che sei. Poleman Guy. No, che sei in live. che sei in live. Ti fai una foto vicino allo schermo. E ti fai. Ok, io ti credo. Vai, manda la foto in privato. E vediamo se c'è chiaramente l'immagine della live, perché io voglio tutto. Fioi, io sono così. Giusto. Ho scritto anche la data di oggi, col giornale di oggi, la cartella di oggi. Comunque, hai qualche licenza di volo, come? La licenza di uccidere hai. Io ho la licenza di amare il body, è l'unica cosa che so fare. Ecco. Maurizio Calmino. Io voglio la foto della girl. No, con le senza tette cioè, con le tette non serve, dai, non sono così porco ancora, però il cume pretende. No, ma veramente io spero che no, ma io sono in panico per sto Emanuele che magari si è incazzato. Gigi Palla, De Mazzo ha tirato fuori Gigi Palla. Gigi Palla, ma De Mazzo, un altro porco depravato, mamma mia. De Mazzo me la passava molto a FIFA, vero De Mazzo? Che possino. Sì, però intanto De Mazzo a Pescara, guarda che è una roba devastante. Cioè, mamma mia, quante ne ha purgate a Pescara, mamma mia. Mamma mia De Mazzo, mamma mia. Tanto salviamo, io salvo dicevo che Kume la voleva così la foto Bode. Lo so. Sì, ride. Io voglio tutto, come la canzone dei Pooh, album 1999. Viva, basta Pooh dopo questa. Va bene. Oh, finalmente uno ha scritto una cosa giusta. Lui è i sì, il Bode ai big money. Finalmente l'avete capito. Finti forse. Oh, sì. Ragazzi, c'è Simone Vanni. Bella, Simo. Grande Alberto, Bat Rams. Tutti sanno che Grande Dream Theater a Milano. Sì, cazzo. Sì, un grande cazzo. Portinao. Alpin Ski, ormai ho raggiunto l'obiettivo, anche questo sarebbe un gioco da fare col Bode, vieni a casa mia e giochiamo, però non vuole. Ciao, io ti chiamo Kakam. Sì, ma Just Matti, l'unico difetto che ha è che è interista. Questo è l'unico difetto. No, è la cosa. Adesso Polema sta cercando di fare, secondo me, un fotomontaggio, cazzo, perché non ho ancora la foto. Polema. Guarda che qua mi deludi se non mi porti la fanciulla, Allora, Agostino Lupo veramente ci segue da una vita, perché mi ha chiesto se mi è nato il 27esimo figlio, vecchio. Cioè, perché cosa? Perché? Ah sì, cazzo. Continuavi a dire che dovevamo farmi i complimenti perché mi è nato il 27esimo figlio. No, ci segue veramente da no, allora Agostino Lupo, anche Agostino Lupo vuole battere il Polema, vediamo. Mi ha mandato una foto, vediamo ragazzi. Sono un po' curioso. Manda anche a me Polema, devo essere... Devo confermare. Che deficiente. Grande Paul. Grande. Poleman Girl e Poleman Guy, mandatela anche a me perché devo confermare. Sì. Se domani l'Inter vince ti dono 20 euro. Ecco. Basta, io mi sposo con Poleman Girl, Hai deciso. Oh, finalmente. Ho trovato perché non puoi finché non mi arriva la foto anche a me, perché devo confermare. Manda la foto anche al Bode. Sì, è carina.
Bene, siamo contenti di avere una donna in chat. Ecco. È Guarda la carina. foto, vediamo. Ecco, perfetto. Effettivamente ha il suo perché. Effettivamente c'è anche la live, è proprio una donna. È vero, confermo. Confermo, potete assolutamente... Che poi Polemica mi aveva dato anche tempo fa una foto di me e Cannavacciuolo vicini e siamo veramente... sembravo padre e figlio. Sì, aspettiamola fuori, ragazzi, non esaltatevi. Polema purtroppo ha fallito qua. In tutte le sue cose meravigliose, ma Paul ha fallito, non ha portato la donna. Ah sì, c'è uno che ha detto che è venuto dal futuro e che domani la Juve vince 3-1, vabbè. È John Titor, signori. Grande John Titolo, ragazzi. Quando penso a John Titor mi viene in mente il bode nudo che si scaccola, non so il perché. Ecco. Qua potrò provare uno screenshot, mi piace sta zona, vediamo. Screenshot. Dai, Polemica Guy, ti amo. Dai. Il Brock Lesnar girl. Dai, però Poleman. Oh, ma nessuno che riesce. Oh, ma nessuno che porta una patata. Oh, madonna. Solo. Allora, The Kuma is not la Poelcan. No, la differenza è che la Poelcan per essere così si spippa le cose, il Come no. Il Kuma che non ho capito, scusa. Ho detto che scusami, la Poelcan per essere Cazzo. così si spippa le cose. Cazzo, non ho sentito la torre di controllo, madonna santa. Adesso si schianti, ragazzi, lo schianto. Vaffanculo, perché per sentire la testa di cazzo del Bode, no? Che lui ha fatto tutto il figo, no? Solo perché si è comprato i leggings nuovi, Ragazzi, vaffanculo. grazie a me si schianterà. Sì, ho preso i leggings stilati che mi si vedono le chiappe. Oh, mia bella Madonnina. Ah, devo spendere 500 euro su Clash Royale, vecchio. Vabbè, per questi sì che... È una cosa che ormai mi sembra che vada un po' di moda, insomma, no? No, no, però quando dopo guardiamo OBS, no, se riusciamo a attivare quella cosa del banner alle live, ti voglio donare una roba, ma ti voglio scrivere una roba particolare, non vedo l'ora di farlo, cazzo. Va bene, quando sono taccagno mi donerai 50 centesimi, i tassetti sono 25 centesimi. Sì, intanto Agostino Lupo mi deve 25 euro. 25 euro. Sì, Agostino Lupo ormai è andato. Mi sa che ora che finiamo la live diventerai un poverello, te lo dico. Come fai il video cosa c'è nella mia borsa? Sì, vabbè. Vi regalo 0,0200. Vabbè, contando che c'erano praticamente quelli che prendevo dalla partnership quando avevo il canale, non cambia più di tanto. Dammi solo una minchia. Una volta che ho preso più soldi dalla partnership, sono stati 45 centesimi. No, 95 centesimi. Madonna. Non so perché. Di solito prendevo tipo 5 centesimi, 8 centesimi, 95. De Maz vuole fare... De Maz, io non voglio fare un video con te, De Maz, io voglio fare sesso con te. Io ho bisogno d'amore, per Dio. E un solo grido si alzerà, fra un po' arriviamo a Valencia, la la la. Mi preparo con voi, sì, faccio un coso, come si chiama, un haul, come cazzo si dice, un video haul, che cazzo è? Io non so perché, però cioè, le ragazze non hanno capito un cazzo, ma non puoi fare... No, abbiamo scritto. Ma non puoi fare un tutorial come si fanno i pompini, cioè, nel senso, è così che la gente ti segue. Cioè... ma secondo me ci sono 2 o 3 canali che potrebbero farlo. Anche perché, ragazzi, ce ne sono poche. Ce ne sono poche di ragazze brave, perché è veramente difficile. Cioè, il Bode è bravo, li sa fare bene, sono sincero. Però sono poche le ragazze brave. Ecco, il Bode se n'è andato. Ah, no, c'è. Sì, l'1.46 siamo ancora in 38/40, è pazzesco. Vale, conferma. Sì, ma poi siamo a 40, cioè su un gioco come Flight Simulator, che insomma non è proprio il gioco più dinamico del mondo, cioè impressionante. Vi ringrazio tutti, certo senza il sì lo devo dire, sì, senza il Bode non che saria nessuno, sì dai lo voglio dire, sì. Dai.
No, al contrario, forse ne avresti di più. Che deficiente. Pompino epico finito male. No, Dani, dopo questa, Cioè, idolo del Sud. Idolo della Sud, ragazzi. però ragazzi, Epico finito male. però ragazzi, scusate. datemi un po' di soddisfazione. L'ho fatto venire fuori bene Fly Simulator, graficamente è diventato una bomba. Voglio un po' di soddisfazione, anche tu, Bore, dai, dammi un po' di soddisfazione. È una bomba. Boom, si esplode. Dai, dimmelo. No, no, è bello, vecchio. Ti ripeto, mi piacerebbe vedere di più perché fondamentalmente vedo un cielo e delle nuvole, ecco, cioè le nuvole e le montagne con la neve. Però sono sicuro che a livello, cioè, l'aereo è figo. Vabbè, L'aereo è strafigo, ovviamente. dopo con l'atterraggio, sì, con il default, dopo con l'atterraggio c'è la Valencia X. Voglio vedere dopo. Voglio vedere dopo perché adesso così purtroppo è un'ora che vedo solo questo praticamente. Però, Quel Bode è contento di questo. lo sai che per me è così. Dopo ovviamente c'è chi è appassionato, è ovvio che non ti vuoi dire niente. Cosa c'è nella mia tasca? Fazzoletti. Un minuto di live dove parli solamente in dialetto veneziano. Guarda che cioè, lo capite, non è che non lo capite. Beh, insomma, noi non parliamo il dialetto veneziano vero, eh. No, però per come lo parliamo noi, lo capite. Sì, certo. Come forma l'evolution veneziana. Ma l'Evolution, ragazzi. Mamma, solo la canzone era stupenda. Sì. Sì. Un solo Bode si alzerà. Oh, che bello, che bello. No, io veramente vecchio. Andrea, ciao. Vecchio. Sì, padre Cafi, lo so che è un simulatore di aerei, però effettivamente è un'ora che vediamo solo questo, non è che uno può dire che dinamico questo gioco, cioè, nel senso. Sì, però vedi però vedi com'è il mondo. Quello che vedo è stupendo, solo che è un'ora che vedo questo qua. Ma io sono un po' in pensiero per Emanuele, cazzo. Che sarà incazzato nero. Se n'è andato. Secondo me sì. Ti sabota le live. Ma quando giochiamo a Civi, dì la puppetta quando giochiamo a Civi, visto che ha ricambiato giro, cazzo. Giochiamo anche a Civi, sì. Ma voglio la pupetta, cazzo. Voglio la pupetta. Adesso le mando... Non apriamo parentesi che è meglio non aprire. Perché cosa ho fatto? No, così. Parapoplio. The Man Bode vs The Best Kume. Dani Vasquez regalo kebab e ciabatte, grazie. Molto utile. Così, e via. Vabbè, come YouTube, che seguiamo come YouTubers? C'è Sniper Wolf, Kuro Lili, Jesse Greenberg. Beh, sono comunque bravi. Sì, però Sniper Wolf è una roba. Penso che... non lo so, meglio che non parlo. Il Kume segue il Kume e il Bode. Io mi autoseguo. Però De Mazze, signora. Tette ovunque, sì. No, io seguo tanto Yotobi, ragazzi, sono sincero. Lo seguo da tantissimo tempo. Sì, tu sei molto amante di Yotobi. Con il Padova e con l'Everton. No, più che altro due carriere dove ho fatto veramente molto. Su una ero ultimo, sull'altra peggio di peggio, quindi bene. Sì. Ok. Non vedo l'ora di avere l'avvicinamento ILS. Comunque mi sono scritto le due piste con i numeri, così non devo neanche uscire dal gioco. Le tette della Nigri devono uscire alla luce di tutti. Sì. Diciamo. Sì. Beh, Nigri sfrutta quello che ha, è brava, una bravissima cosplayer, però effettivamente gioca un po' parecchio tanto. Grazie, Footbush. Vabbè, ciao.
Tu lo faresti anche tu. Boh, lo fai anche tu che sfrutti la tua bellezza, quindi cazzano i coglioni. Certo. 125 miglia, 16 minuti. E Paolo Bode è diventato palla. Diventa palla, Paolo, diventa palla. Allora. Jasmati ti chiede che lavoro precisamente, che lavoro fai. Allora, io praticamente sono impiegato amministrativo, questa è la mia mansione. In pratica, nel mio a Venezia, il servizio di trasporti, io mi occupo del tuo contenzioso. Questo in pratica. Beh, a pagamento anche sì. Conosci Milena? No, Milena Huelba non la conosco. Grazie, Narcotopo. Me lo godo, Narcotopo. Pro cycling con le mod sì, diventa un figo però faccio. Ma magari, ormai mi trombo solo al bode purtroppo. Il nuovo Ibra su FIFA 14 col Padova. Oddio, sapete che ho un vuoto? Chi è? Anche perché me la ricordo tanto con... io mi ricordo il Padova su PES tantissimo. me Quello lo- su FIFA 14 è un po' rimosso. Non mi ricordo il nuovo Ibra su FIFA 14. Chi era? Vi ricordate cose più voi di me, ragazzi? Cioè io Sì. con i video non me li ricordo, voi sì. Infatti, questo ti fa capire come la gente ti voglia bene, sei tu che te ne vai così, cioè... quello che dà fastidio a tutti noi, sinceramente. Perché in amore vince chi fugge. Oggi scusa, hai fatto le... il Sì. Fez, è vero, il Fez. Sì, Football Show, dovevo mettere le medie purtroppo. Però cazzo ero convinto se le... Anche capocannoniere. Sì, Bode. È vero, era lui. È che se le medie cioè le dure mi sono durate 14 giri, cioè speravo almeno 10 giri, cazzo, invece purtroppo no. Però dai, abbiamo fatto una gran cosa, comunque purtroppo l'errore iniziale mi ha fregato. Come versus Bode resta bene dire 3. Poi... Come l'elettronica. Come versus Bode. Agostino Lupo 650 euro ormai, però te lo dico, dopo vedi tu, ce le dividiamo io e il Bode. Che il pornazzo con me ancora di più, te lo dico. Cioè. Ai. E Poplio? Ale Poplio. E Poplio. Ma adesso ragazzi, dove lo trovate un altro come me? Cioè ragazzi, un pazzo scatenato, rincoglionito così, cioè è impossibile. Anche 60 euro, vabbè Agostino, però cioè, piuttosto telefona una tua amica e ti do l'indirizzo e la mandi qua, va. Bode, No. ci racconti un po' la storia della tua vita? No, poveri, non vorrei che poi chiudono la chat, vecchio. Va bene. Oddio, me l'ho dato l'ILS perché non sento un no, ancora no. Bode, ma la tua signora sopporta la live anche stasera, santa subito. Sì, ragazzi. Sì. Un solo Bode si alzerà. La. Ok. Ok, allora, finalmente abbiamo l'ILS, solo stare un attimo attento ragazzi, Cosa che abbiamo? ILS. No, vecchio, sono il copilota, devi spiegarmi, cazzo. Non è che posso stare con le mani in mano io, scusami. Le mani mettile sul pacco mio se vuoi. Allora. Vabbè, ho capito. Allora, ILS 30R. Allora, valutiamo, Andrea, ci abbiamo pensato, non sto scherzando, ci abbiamo veramente pensato. Ma di cosa? Però di fidanzarci io e te. Ah, ok. Allora, l'ILS 30. Allora, runway 30. Abbiamo la prua 298. E leggimi se... Sì, poi faremo una live solo io e te. Se qualcuno mi chiede qualcosa dimmelo perché non posso guardare adesso. Pure 298. Vedi il copilota cosa serve per leggere le cose che ti scrivono. E possiamo anche schiantarci per me. Sì, la radio LS 110 e 10. Atterriamo su Campi Elisi, ragazzi, atterreremo su Campi Elisi.
Sul campo Elisa. Sì, campo del Cive, vecchio, no, vabbè. Cioè, ragazzi, hashtag trovate una figa per il cume, perché... Oh, guarda che figo che fa Superchega Ho detto tua. campi Elisi, Oh, detto, però, campi Elisi, gasboromi. detto campo Elisa. Sì, però anche tu, oh, madonna, oh, perché sei pieno di Campo fighe, Elisa lo facciamo. devi rompere i coglioni così, però, madonna. Ero, adesso non più. Sentilo, no, vabbè, guarda, cioè, veramente... Come a terra sui negretti che lavorano i campi. Ecco, tappa. Io non so per questo problema con la radio, mi tocca fare così, vedi, quando c'è il bode su Fly, madonna, non lo sopporto. Ecco, ho trovato una figa per il cume. Allora, non mi sopporti su Fly, non mi sopporti su Pepex, ma che cazzo mi chiami a fa? Perché sei bello, la bellezza ti salva te. Ah, ecco. No, perché ti tiro visual. Tiro visual. Allora, Sì, 110 e 10. 110 e 10, ok. Lavoro. Perché va poi in Germania il Puttan Tour? Così? Costano meno in Germania? Ok, lavoro. Controllo bene perché in diretta sempre pur di sbagliare. 30, 110 e 10. Controlla sempre due Lavoro, volte. 110 e 10. Che persona a Ok. bordo. Attivo 110 e... Controlla bene che persona a bordo. Prova 298, Pro 298. Ok. Very godo. Bravo. Sì, parsimonioso. Oh, ma tu parli sempre, sei proprio un figo. Eccomi qua, la bruttezza di football. Sono un fogo. Andiamo un po' più giù perché mi sono rotti i coglioni, ok. È un solo bode, si alzerà. Ok, ragazzi, mancano esattamente 76 miglia, 10 minuti, ormai siamo vicini. Siamo vicini, siamo. Giasmatti è il suo migliore amico, quindi... Sì. No, ragazzi, adesso però c'è bisogno di concentrazione perché siamo all'atterraggio, la parte, diciamo, più dinamica del video. Concentration, please. Quindi adesso tutti carichi, non pensiamo più alla figa, pensiamo a Flight Simulator e al bode nudo. Questo sì. Sarà un atterraggio un... atterraggio come indiano. Sì, ma vedi che tutte le frasi, cioè, è pazzesco, io li amo, questa gente qua la amo, cioè, sono fenomeni. Cioè, se andiamo a fare un raduno, prima andiamo a giocare a calcetto e poi ci mangiamo una pizza, questo farei io sinceramente, o no? Sbaglio? Evviva. Sì. Sì, assolutamente. E dopo a figa col Bode che ci insegna i trucchi perché lui è il numero uno. Sì, raga, a calcetto ci giochiamo, non ci mettiamo la scossa. Ok? Ah sì, no, questo sì, perché è un po' ridicolo. Ok. Schiantati. È un Hai solo. ragione, non è... Hai ragione, appunto. Ma Football Show vuole prendere il posto di Poleman, secondo me. Io ho questa sensazione. Tu cosa dici, Bode? Una gara sì, stanno facendo una gara di post. Sì. Poleman mi ha fatto anche Poleman Girl, quindi ovviamente bisognerebbe fare un pallavolo show, così diventa la donna del Football Show, no? Scusate, dopo questa me ne vado io. No, vabbè, cioè, ragazzi, però io posso fare ogni tanto vaneggiare, però il body è inqualificabile. No, è inqualificabile. Per favore, non mi sento degno, mi diceva. Pensa, Bode, ma pensa. Vabbè, ciao, Bode, buonanotte. Ah, adesso ho letto, non avevo letto prima, scusami. No, non ti scuso. Allora, adesso devo parlare con l'attore di controllo. Roger, body is woman in the night, in the patchwork life. Sentito? No, Polema hai ragione. Cosa? Qua c'è la faida, ragazzi, c'è la faida. Sì. Heyman vs Show. Adesso creiamo le faide, crea. No, trombetta. Show, però. Dopo trombetta non penso di fare un altro viaggetto, anche perché devo parlare col Bode di alcune cose, se lui vuole stare con me, perché sto qua ormai è diventato una merda. No, lo abbandono, vado con un altro uomo, basta. Mi unisco alla live di un altro youtuber. Madonna. Sì, troppi vaneggi come indiani stasera. Guarda che ti mando a casa.
Il Brock, fio, il Brock Lesnar, nato a Tarvisio. Secondo me Dani Vasquez ha un po' voglia di kebab, e te lo scrive che Sì. vende e regala kebab a tutti. Sì. Ha un po' di voglia di kebab. Sì, sì. Ma è che vai da un kebabaro, cioè, insomma. No, fio, c'è un Just Matti, c'è uno che dorme a Marghera e studia a Venezia. Cazzo. Fatalità. No, fioi. Pensa, Io ho un incredibile. amico che studia a Venezia. Ecco perché conoscevi il Molo 5 l'altro giorno che mi hai detto. Sì, voglio i 70 euro, Ragazzi, Lupo. ho fatto Li una pretendo, live. Lupo. Dimmi. Ho fatto una live a Capodanno e avevo già Smatti in live e mi sento onorato. Anch'io c'ero, merdaccia. Vabbè, ma cazzo ce ne frega. C'era già Smatti. Sì, che poi cioè, avevi anche là lo sguardo da preparato, però, cioè. Pazzesco. Sguardo da preparato, ragazzi, dovete adesso si chiede come cos'è lo sguardo da preparato. No? Lo so. Cioè, ha un significato questa frase. Devo chiederlo a lui, però. Non lo so, ragazzi, so solo che dopo Bode voglio parlare con te. Mi puoi parlare o no? Va bene, ho capito. Guarda come... Possiamo qua... vedere qualcos'altro al posto di queste nuvole e di queste montagne. Perché no? Non ti piace? No, ripeto, è bellissimo, è stupendo, però. No, Agostino, voglio tutto, Agostino. Solo un porco, voglio zoccole più soldi, voglio big money più big potatoes. Come mi so da canareggio, non che credo. Oddio. Beh, conta che mi gero a Santi Apostoli, quindi fatti invece. Mi sono in Marghera qua ere. Vabbè, basta, parlo più. Ma ormai non esiste, guarda che ormai c'è anche il discorso della R, in realtà tutti quelli, cioè ormai il veneziano non esiste più, purtroppo, cioè il dialetto veneziano vero e proprio, solo i vecchiotti ne parlano, capisci vecchio? Ah sì, mica ere di Marghera, quindi figurati. Vi sfido a parlare muranese. No, adesso chiedi troppo. I miei nonni erano di Burano e già quello è difficile. Sì. Sono un po' basso anche la velocità, devo ricordarmi tutte le robe. Come mai ti svegli alle 7 domani mattina a Football Show? Non è domenica anche per te domani? O lavori? Football show. Grande pittura fresca, Marghera senza fabbriche sarebbe più sana. Campo di panoce, pomodori e marijuana. Sì, ragazzi. Oh, ma quando parli così ti vai pa' il baraz. È il bar. Pensa se un giorno arriva il bar in diretta. No, ciao, penso che... Sì. Pensa che c'è gente... Io conosco su Andrea Folin, cazzo. Sì, Andrea Folin, se ci porti tua sorella, che è molto bella, la conosco, ci troviamo. Beh, è molto no, è molto bella la ragazza del Folin. Vai in bagno, vai tranquillo. No, ma a parte scherzi, è molto bella la ragazza di Folin, la sorella di Folin. Andare in bagno Ma chi? Che a 5 minuti pirchio. Dov'è? No, non la vedo io, C'è scritto, come ho 5 minuti, vado in bagno e torno. Se atterri prima, no. Mancano 6 minuti, però in realtà no, nel senso... In realtà devo anche rallentare, cazzo. Stiamo sui 200. No, penso che può andare in bagno o no? E vai in bagno, veloce però. Poverino, se la sta facendo addosso. Vai. Povero pirchio. Vi sfido a parlare Ugubino, la città di Don Matteo. No, la perdo già. L'ho già persa, Just. Matti, ho già persa la sfida. Io mi chiamo Just, tu ti chiami Matti. Il cume a terra tra 7... Sì, di più, perché alla fine se devo rallentare, devo fare l'allineamento LS, quindi manca ancora. Vecchio, sulla prossima live tutto show vuole portare sua nonna, beh, c'è qualcosa. Mi sborro, vai di nonna Granny, fio, e si gode. Di nonna show, perché è la nonna di Football Show, quindi nonna show. Nonna show, fioi. Li avessi li tirerei fuori, Andrea, credimi. Sì, assolutamente. Cosa? I soldi per il road to tutori. Il road to tutori, il road to tutori. Ciao, fioi. Sì, il road tutorial, fioi. Tutti matti per Just Matti, ragazzi, sì. Ma Just Matti è il classico porco di provincia, nel senso quello che se le tromba tutte da Bergamo a Tarvisio, praticamente. È bellissima Bolzano, Dani, bellissima. E Tinkoff, c'è anche Tinkoff. Le bolzanine effettivamente sì. Mamma mia. Scrivo al Bode e devo per forza riuscire a farmi una foto. Certo. Anche come di Marghera, cioè, quindi scrivi anche Io inizio a fare una live quest'ora, purtroppo no, c'è tanta gente, ma non è come noi ovviamente.
Beh, chiaro. Sì, però Agostino Lupo mi sta deludendo perché fa domande, fa robe e non ci paga, vecchio. Cioè, comincia a portare i legali. Porta i legali a Agostino. Sì, va bene, portiamo. Padre Caffi intanto si è accorto di avere un calzino bucato. Vecchio, è sintomo di intelligenza, direbbe come. Ecco. Giasmatti, segue porco come dicono. Sì, Giasmatti è porco, Polyman Girl. È un porco, sì. Sì. Ma siamo in 40, vecchio. Ma siamo in 40 alle 2 su Flight Simulator, vecchio. Alle 2 di notte, di sabato sera. No, allucinante. Allucinevole, più bello. Adesso vediamo il bode quando si sveglia, sinceramente, perché mi sto nervosendo anche di tanto. L'attesa. Date un kebab a Giasmatti. Via, tutti i kebab. Dani Vasquez, ti adoro tu e i kebab, ragazzi. Ma piccanti con la cipolla o senza? Ok, siamo ai 4000. Mauro Machi ha le mutande bucate. Vuol dire che le scorreggette sono proprio forti. Grazie a tutti comunque. Per il cume. Grazie a tutti ragazzi, veramente. Alexandro, quindi per me no, va bene. Me la lega al dito, Alexandro, me la lega al dito. Allucinoso, esatto. Mamma mia. Puoi dire frena porco se l'aereo non frena, va bene. Amo troppo la lingua cumendiana. Ma dovete sapere che all'epoca Tolkien ha creato la lingua elfica, invece il Kume ha creato la lingua cumendiana. Kume sia meglio di YouPorn a questo... No, non esageriamo, dai. Bravo Alexandro, così mi piace. 42 persone, contando il Kume e il Bode. Tutti vogliosi di patata. Ragazzi, se deve... giusto? È sottinteso. Bravo Alexandro, così mi piace. 25 miglia ormai, cominciamo a intravedere Valencia Sener. Che cazzo te vedi? Allora, io gioco con... no, vedo montagne. Ma come montagne? Ma a Valencia? Vecchio, io vedo quelle montagne, cioè. Vecchio, ma dove sei con la live? Siamo sul mare. Ragazzi, voi vedete montagne o mare? No, vecchio, vai alla fine. No, mi sta preoccupando perché stai male? Hai problemi di testa? Oh, io vedo montagne, Fei. Bode, ma porco due, il mare. Ricarica la live. Aspetta. No, vabbè, cioè... Si è bloccato, forse. Sì, vabbè, cioè... Ecco perché si annoia. Vabbè, ciao, grazie allora. Mamma. Allora, aspetta. Siamo a Valencia, cazzo, siamo passati dalla neve alla... No, adesso sì, si è bloccata la live. No, Fio Epic Fei, no, con questa, ragazzi, non andate mai sul canale del Bode. Cioè, lui era da 3 ore che guardava le... No, vabbè, ragazzi, cioè... No, vabbè, Bode, ma questa è clamorosa, però, No, ma è questo il bello, Andrea, non me le faccio, è quello il bello. No, Bode, però questo è veramente clamoroso, Cioè, questo è veramente clamoroso. No, vecchio, che te devo dire, se era bloccata la live e continuavo a vedere quella parte là, non lo dica. Ma vedevo comunque il cielo che si muoveva, nel senso... Ragazzi, dopo questa, guarda... Si chiudono gli occhi da soli. No, Cacam per me. Cacam, ok, notte Cacam. Madonna, ma che cazzo? Fioi, il cielo che si muoveva, sì, Poleman, sì, il cielo si muoveva cazzo, perché non si muove lei, si muove il cielo. Questa... Mi pento del mio errore, ma non diciamo queste cose. Me ne pento amaramente. Cioè tu eri ancora in Germania, 44 comunque, e noi eravamo già a Valencia, bene. Purtroppo, cosa devo dire? No, però ho capito... Sto leggendo qua... no, ma ho capito perché ti annoiavi un po' nel vedere... Cioè, giusto, mi sarei andato anch'io. Attenzione, siamo nella fase finale. Adesso, come da regolamento, possiamo solo fare discussioni inerenti al volo, perché sennò ci arrestano per direttissima. Per direttissima, soprattutto. Sì.
Ok. Più lento di Montolivo. Non offendermi così, però, cazzo. No, no, no. Non sono così cattivo. Vabbè. Comunque il bode assomiglia un po' a Delofeu, secondo me. Lo fai, va bene. Però il bode ormai non hai giocato a un cazzo, te. No, sto leggendo la chat. No, ma adesso. Tanto ora dice che si annoia che vede una pista di atterraggio. No, non è che mi annoio, mio amico padre Cafi, però è un gioco sicuramente fatto bene che però a me non mi prende più di tanto. Cioè. E però è strano, cazzo. Cioè, molto strano. Oh. Ma noi non l'accettiamo, cioè, vecchio, nel senso... Oh. Preferisco Giulia Passione e Blau Job. Cioè, beh, grazie. Guarda che bello qua, vecchio. Guarda, ti faccio vedere un po' di mare valenziano. Ok. Ah, cazzo. Uff, meno male. Ok, ho dimenticato l'approach. Speriamo di essere giusti, ragazzi. Si è visto il mare valenziano, vecchio? Vedo, sì. Ok, raga, ci siamo ormai, E che non sei, chissà, speriamo di essere allineati, cazzo. Di non sbagliare, abbiamo tutto, allora approach. Oh, noi ci siamo con tutto, fioi. Speriamo bene. Adesso mettiamo i cosi, flaps, tutto. Allora. Ok. Perfetto, sì, ci stiamo allineando, perfetto. Il Bode non mi parla più. Come me non parli più, Bode? No, stavo guardando il gioco veramente. Come se ti schianti domani a Zeb dono... Ma no. Che palle, oh. Mettiamo già... Vediamo dopo 2 ore di Ragazzi, metto già il carrello perché ho paura di dimenticarmi, sono sincero. Allora... Ma che bello che si vede la profondità del mare, che figo. Messo ti voglio lo scenario valenziano, guardate che roba, ragazzi. Adesso tu sei un po' indifferita, chiaramente. Tu sei fuori dall'aereo? Sì, sono fuori. Sì, adesso sì, sei fuori dall'aereo. Adesso sei fuori. Cioè, Sì, curati il paesaggio. Facciamo un po' di screenshot. Sì. Guardate che roba, ragazzi. Ciao a tutti, se credo qualcuno di nuovo saluta, ma scusate, sono un attimo concentration adesso, Ok. Vogliamo il black flip? Guarda, al massimo ti posso fare un backbode. Spero di fare un bel atterraggio, ne ho fatti tanti di carini negli ultimi tempi, a parte quello del bug del carrello, non me lo so spiegare sinceramente, ragazzi, cioè non capisco proprio. Oh, raga, ho visto oggi un video di Vistard su Ghost Recon Wildlands. Mi aspettavo qualcosa di meglio o sbaglio? Cioè, nel senso, sono io che magari... Aspetta un momento. Qualcosa di meglio da quel gioco. No, cazzo, perché non andiamo giù? Ti prego. A livello grafico è stupendo, però a livello di giocabilità mi sembra un po'... Non so, lo vedo un po'... Perché non fa il sentiero di discesa? Ti prego, vai giù, puttana. Vai giù. Ai, perché non va ancora giù? Forse è ancora presto? No, non l'ha ancora preso, forse. Non l'ha ancora preso. Fammi il sentierone. Chi è il bimbo minchia? Mass Effect deve essere tanta roba. Sì. Ok. Vai.
Si vede che lo scenario... Ok, va giù, perfetto. Adesso chiaramente con lo scenario così e tutto è chiaro che ci può essere con lo streaming anche un po' di rallentamento, ci può stare. Ok. Ma l'hai comprata a Valencia? Cioè Sì. quella originale o... Sì, quella originale. Ah, ok, figa, cazzo. Figo. Ok, possiamo atterrare, perfetto. Ok. E adesso tocca a noi, signori. Flap a cannone. Progresso 85%. Ci stiamo cagando addosso, ragazzi. Attentato a Valencia. Mestaglia. C'è tensione. Anonymous, buonanotte. Notte, Anonymous. Mamma mia, che tensione, raga. Fanno il biscotto per non farti atterrare. Danimarca-Svezia, reload. Grande. Per sicurezza ve lo devo fare perché non possiamo perdere di certo la diretta qua. Ok. C'è Terry Dabba. Ok. Come vedete si vede bene, una fluidità accettabile. In questo momento qua vediamo nero. Adesso abbiamo rivisto tutto. Va bene come fluidità? Sì. Va bene, Bode. Sedonetti, sei rivalsa. Ecco. Ah, vecchio. Va bene comunque. Oh. Va bene come fluidità. Sì. Boh, perfetto. L'unica scattina un po' la città, ma lo vedi che scatta più che altro sul finestrino sinistro. Leggermente, ma... Ciao vecchio, è pesantissimo lo scenario. No, beh, immagino, ma non dà fastidio comunque. Ok, dai che ci siamo. Sì, praticamente scatta solo quando passa dalla parte del finestrino sinistro, perché davanti, la parte ogni tanto magari qualche albero che si crea, però non scatta niente. Sul finestrino sinistro scatta solo là. Vabbè, chi se ne frega. Non so come mai sono là. L'importante è che non sia davanti. Non dà fastidio. No, ma non dà fastidio. Ma che ci siamo, ragazzi, guarda che bello l'aeroporto. Per il bode prima, poi per il cuore. Grazie. Dai che ci siamo, raga, dai che ci siamo. Tra un po' togliamo il pilota automatico. Concentration. Eccoci qua, raga. Uno schianto. Eccoci qua, raga, che ci siamo. È andata bene. È un po' forte però, forse, vecchio. È andata bene, solo frena porco, questa la dovevo, frena porco. Vai. Touchdown! Yes! E vaffanculo. Ce l'ho fatta, raga. Come è venuto l'atterraggio, vecchio? Si è visto bene? Sì, perfetto. Grazie. Comunque ti è piaciuto Valencia come... Da non esperto, sì, è bellissima. No, è bellissima davvero. Da non esperto sembravi velocissimo, quindi non pensavo che adesso si schianta perché eri straveloce, però ovviamente sono io che non sono esperto. No, forse era un po' più veloce, però comunque non ero... Cioè, ero abbastanza, insomma... Sì, no, beh, sono io che proprio non intendendomi evidentemente la vedevo veloce. Ho paura che non ce la facessi, invece ce l'hai fatta, evidentemente è il coso, è la velocità giusta, presumo. No, forse era un po' più veloce comunque. Ah, ok. Ma scusa, non posso request. Quella parte la canzoncina della Ryanair. Al gate. No, ma comunque ti è piaciuto sì, scusami. Ti è piaciuto l'atterraggio, cioè lo scenario, scusami. Di Valencia. Bella, bellissima. E purtroppo non la conosco. Ho visto le isole spagnole, ma io non vengo in aereo con te, Marco. No, beh, ma hai ragione, Yuri, hai ragione. Cosa che hai detto? Che non vieni in aereo con te. Non ti mega convinto. Okay. Non ti mega convinto. Ah, Yuri, non mi dire così che poi ci rimango male. Io sono un bambino curioso. Oggi ho visto il video che ha caricato Yuri. It's Devil Joe. Iscrivetevi al canale, ragazzi. It's Devil Joe. È un aspetta, lo devo dire. No, sì, è un video per malati mentali comunque. Ve lo dico, cioè assolutamente. Sì, è un video per sì, malati mentali.
è per persone con dei seri problemi. Notte, padre Cafi. Notte, padre Cafi. Domani fa messa, padre Cafi, per quello va a letto. Sì, mattina, sì, infatti. Ok. Sì, il video era proprio per malati mentali, Yuri. Sì, assolutamente. Non Ragazzi, so. andate a vedere l'ultimo video del canale It's Devil Joe. Lasciategli un commento con scritto hashtag malato mentale. Scriveteglielo. Va bene, Agostino, vai di Putan Tour. No, ma veramente. Condizionale di Andrea No, ma Sciasci. veramente, ma il buon. Oddio, sono troppo veloce forse. Il buon. Come si Notte, dice? Francesco. Buonanotte Francesco, il buon Yuri è un pazzo, signori. Adesso ha fatto un video con l'amorosa, speriamo bene. Cioè, dobbiamo stare vicini alla sua ragazza perché secondo me veramente Yuri ormai è andato, ragazzi. Yuri. No, ma anche a me su Skype con gli altri. Sì o no? Sì, però attenzione perché qua veramente è un po' porco. Cioè, qua parliamo di un. Ragazzi, per chi è rimasto, che siamo ancora i 40, veramente, It's Devil Joe, andate a vedere il video e scrivetemi Sì. sotto. Ah, no, aspetta. Hashtag. No, aspetta, vecchio. Ha un haters, Yuri. Un bambinetto ha fatto un video contro di lui. Cioè, incredibile. Sul serio? Sì. Già, ti ha 8 iscritti, ti ha già un hater. Non Sì. credo. Sì. No, adesso voglio vedere. No, fammi vedere. No, linkatemi sto cazzo di video. Io non posso, vecchio. Notte, Joaquin. Yuri, linkami sto video su. Notte, Joaquin. Notte. Notte, Alex. Notte. Cioè, ma guarda, curati come hai fatto l'aeroporto. No, Con tutti gli aerei, cioè, guarda. Facciamo uno screenshot, togliamo sta merda. No, è bellissimo, sul serio. Sai che il tramonto adesso. No, è una roba. È chiaro, è un gioco che. C'è nel senso simulatore che. Se uno non ha palle di starla a aspettare. Però tu ti dovresti fare quelli con questa grafica qua. Puoi farli i voli bassi, capisci? Però con questa grafica. Cioè, ti più. Certo. Cioè, farlo con quella like. No, Yuri, linkami sto cazzo di video su Facebook, sono curioso. Ah, i misteri di David, aspetta. Ok, aspetta. Fatto lo screenshot. No, aspetta perché voglio ridere. Cioè, no, è impressionante, ha 8 iscritti. No, quanti iscritti hai? 80, cos'hai? Eccolo qua, i misteri di David. No, aspetta. Sono un po' veloce, però io, vabbè, se ne frega. Ci vuole un traduttore perché. Cazzo ho detto? Oddio. It's Devil Io soprattutto. It's Devil Io. No, io ero esploso. Cioè, quando mi ha detto a Yuri che è esploso. Aspetta. Grazie Yuri che ci istruisci. Bravo. Istruisci il veneziano. Bravo, Yuri. E che siamo arrivati. Arrivate siamo. Siamo al gate. Allora. No, forse è meglio andare un attimino più vicini. Neanche a trovare il video, vabbè. Grazie Cristiano. I misteri. Ok. Perfetto.
Buono. Ok. Chiudiamo tutto. E facciamo il deboarding. Così ti vuole anche il deboarding, Bode? che se agia, che commenta anche. Sì. Apriamo le porte. E dopo, Bode, guardati anche che stiamo, come si dice, levando le valigie e tutto quanto. Sì, il Bode Sto no. guardando. Ah, beh, è che è molto bello. La live è quasi finita, ragazzi. Il viaggetto l'ho fatto. Sì. Ma un po' prima. ma Yuri, Ho fatto le 4. ma Yuri ti piace il suo simulatore? Yuri non mi dice niente. Yuri pensa solo al suo haters, maledetto. Voglio un parere voglio capire se a Yuri piace questo genere. Io voglio valigie simulator. No, voglio valigie così. Come arriva, io prendo le valigie. Ok. Voglio valigie simulator. O anche scale, scendi persone simulator. Anche quello è bello. Sì. Dai, Yuri, dimmi se ti piace Fly Simulator, buddy. Mi ha detto che sei bello, ma continuo a minare. Ma perché? Come un amico mi ha chiesto di chiederti tutta la storia del Milano, perché Vai tranquillo, micro, vai tranquillo. Domani GOT Simulator. Ok. Voglio il bambino in chat. No, hashtag, vogliamo i misteri qui in chat. I misteri qui in chat. Ma perché Yuri non vuole venire? Basta, non voglio più fare niente con Yuri, non faccio più neanche video, basta. Cose. Guarda che non so una cuffia. Non so una cuffietta, non so cose. No, io sto male perché Yuri non vuole venire con me. Basta. Sono in depressione acuta. Sono in depressione, ragazzi. No, e Pomo a Silvia se maghi dei live, però, Yuri. Pomo a Silvia se maghi dei live. Ma i più esperti del mondo, Ma è un po' bode, vero? Sì. Ti piace il deboarding vecchio? C'è sia scale che valigie simulator in un solo gioco, Airport Simulator. Lo so, cazzo, ma non lo trovo più. No, c'è, ma farà cagare. Lo so, ma lo vendevo, vecchio. Lo vendevo, ma sì, Corfu possiamo andare. Ti è piaciuto il programmino per il deboarding? Ah, Bode. Ciao. Cosa, vecchio? Scusami? Il programmino per le valigie, ti è piaciuto? È fighissimo, madonna, ho visto oggi uno schianto tra un taxi e coso delle valigie, stavamo per schiantare. Lo so. Mamma mia. Va buon ragazzuoli, il viaggione è andato alla grande, atterraggio da Pro Gamers. Raga, dov'è? Beh sì, se una ragazza piace Fly Simulator, bene preoccuparsi. Dormi giù in strada. Cioè, prova a pensare, anche la pupetta su Fly, mamma mia. Cioè, è impossibile. Beh, come Football Manager. Certi giochi purtroppo non sono per... Cioè, nel senso, un genere, diciamo, prettamente maschile, ecco, penso. Però, vabbè, insomma. Comunque, vabbè, insomma... Bode, se vuoi raccontarci qualcosa... C'è Simulator, no? Beh, sì, allora sì. No, probabilmente faremo... Dimmi. Simulator. Sì, ve lo dico già, modalità vaneggio. Sì. Ma Yuri, tu mi hai tradito, sei andata con la fanciulla a registrare e ti sei perso la diretta. Se sei porco non è colpa mia. Sì. Ciao Mauro Machi. Ah, Yuri così. Vabbè, raccontaci qualcosa allora, dai. Questo volo è stato intenso, pieno di passion. Mamma mia, certo che Bode, se ti pensi, io vabbè sono un pazzo ormai cronico, tu Bode sei un malato mentale, adesso si è aggiunto anche Yuri che è un malato perché dall'ultimo video proprio possiamo constatare veramente che è un porco malato, quindi Treson veneziano ok, i tre pazzi drogati. Soprattutto scritto così. Prossimo viaggio si vuole montagne, bravo. Beh, Valencia, Seattle, beh sì, Yuri si è sparato un vaneggio il Bode da raccontare. Scrivere negli annali.
Eh sì, il Boden con in montagna in Germania, eravamo già in Spagna. Vabbè. Comunque possiamo andare a Seattle, però non da Venezia. Notte Joaquin. Seattle, porca troia. Andiamo da Tori. Come mettiamo 2 giorni? Vabbè ragazzi. Agostino Lupo, io avanzo il bonifico, quando vuoi fammelo. Ci sentiamo, ci becchiamo domani pomeriggio per PES. La chiude il Cume stavolta la live. Ok, Chiude il Cume. va bene. Come la chiuderebbe il Bode però. Va bene, la chiudo io allora. Un saluto a tutti, un abbraccio a Yuri e alla fanciulla, a tutti voi, soprattutto a Poleman che oggi si è fatto vedere anche in foto. E niente, ci becchiamo domani alle ore 17. Sì, si è preso sonno alle ore 17 su PES 2017. Un saluto anche a Football Show, a Alexandro, Poco Poleman, Michelotto. Eccolo qua. Notte ragazzi. E niente ragazzi, vi saluto in Bode style. La 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 la. Notte. Ciao ragazzi, ciao.